Buongiorno, benvenuti all'altra domenica su Telepordenone. Eccoci, lei è Giada Cusin, bellissima presenza questo pomeriggio, naturalmente anche lei partecipa al nostro concorso per trovare la nuova presentatrice, soprattutto quella che mi sostituisce, perché dopo le serate io non ce la faccio più, perché durante la settimana poi vedrete con chi passo le serate, sono ospiti in studio. Ieri sera ho presentato questa bellissima sfilata al Morenita, sono un uomo finito, quindi Giada a te la parola perché non so più cosa dire questo pomeriggio. Bene, allora iniziamo a presentare i nostri ospiti. Benissimo. L'avvocato Mattia Tirelli, procuratore di calcio. Bentornato Mattia, è la prima volta che vieni quest'anno, guarda che dopo ti bastono, perché non è possibile che tu sei qua solamente all'8ª di campionato. Questo sicuramente. Anche perché poi c'è la Gemma che saluto dietro le telecamere, ovviamente la nostra solita collaboratrice, il mio braccio destro anche sinistro, mai stata quello centrale purtroppo, che mi chiede sempre di Mattia Tirelli. Hai visto che te l'ho portato? Sì, beh, abbiamo due avvocati che sono i prediletti, uno oggi dai campi dovrebbe essere, assolutamente. E l'altro sì, scusa. e l'altro che ci trascura un pochino, ma Sì. d'altronde D'altra parte lui effettivamente ha tanti giocatori importanti tra Serie A e B e quindi giustamente va anche si dice così, sì. a seguire i suoi assistiti. Ho saputo che ha aperto un nuovo tipo di mercato, quello del calcio femminile, vero? Perché so sì, che piaci molto alle, non lo sapevi? No. Piaci molto alle donne e quindi so che adesso sei andato anche sul calcio femminile. Meno male che me lo dici te. Ecco, benissimo. Io voglio salutare naturalmente Enrico in regia che ha risolto anche quest'oggi prontamente il solito problema tecnico dei 5 minuti prima dell'inizio. Naturalmente saluto Maurizio dietro le camere e tutti gli inviati e tecnici in giro per i campi, anche oggi tantissimi collegamenti. Prego Giada. Adesso c'è Massimo Piuvello, Eccolo. ex giocatore ed esperto di basket, produttore, abbigliamento tecnico. Esatto, perché poi ci racconterà anche Massimo di cose che sta facendo molto interessanti. E poi tirerò fuori un aneddoto di tanti anni fa, visto che abbiamo un esperto di calcio. Tu ci parlavi del basket regionale anche, che insomma non sta vivendo dei momenti così eclatanti come quando tu giocavi a basket, ovviamente. E in quel periodo c'erano delle squadre in Friuli, Udine, Pordenone e Trieste, in Serie A, mentre non avevamo nessuna squadra di calcio in Serie B, se ti ricordi. Esatto. Ecco, ma ne parleremo dopo. Prego. Predo? Cos'è Predo? È una nuova parola. No, sono stanco, scusatemi, non ho più l'età per fare l'una di notte. Prego. Lorenza Nardo, ideatrice, concorsi e titolare caffè Barocco Revolution. Nonché mia moglie, lo svegliamo qua in diretta, ci siamo sposati tanti anni fa. E tu non c'eri, No, vorrei sottolineare questa cosa. Perché ci sono ancora i matrimoni per procura, per sì. fortuna, e soprattutto non abbiamo mai consumato. Prego. Lorenza Pugliatti, esperta di karaoke. Esatto, buon pomeriggio Lorenza. Peccato che dovrebbe arrivare Enrico Pellizzari, siccome Pellizzari adora karaoke facevamo questo stacchetto. sì, questo stacchetto, Sì. ma comunque speriamo che arrivi Enrico. Prego. Cristian Botosso, esperto di donne. Buongiorno. Assolutamente, eccolo qua. Gemma, per cortesia, sei tu che devi intervistare questo nostro esperto di donne. Si parlava prima di uomini e donne. Abbiamo un esperto di donne, colui che in settimana ha impalmato, oramai abbiamo perso il conto. Lorenza, ti ricordi quanti? Bambini? Quante? Cioè- No, donne per cortesia. Ultimamente sono donne. Ultimamente sono donne, benissimo. Prima facevi altro? No, prima pensavo al lavoro e dunque ero più tranquillo. Adesso le Ecco. donne mi agitano Mi tantissimo. dedico un po'. Poi attenzione perché avremo uno scoop in diretta. Prima, quando eravamo sotto a guardare che bella giornata di sole che c'è, in realtà facevamo altro, ci ha annunciato il suicidio in diretta. Quindi attenzione, abbiamo uno scoop questo pomeriggio, finalmente andremo su tutti i TG nazionali, perché nessuno, o pochi, hanno avuto il suicidio in diretta. Ringraziamo Infatti. Cristian che si presta a questo. Prego. Il bello della diretta. È il bello della diretta, prego. E infine c'è Francesco Secondin, collaboratore caffè Barocco Revolution. Eccolo qua, abbiamo coinvolto anche lui, ovviamente, detto anche Friends. Da noi, ecco, con questa gentaglia io passo la maggior parte delle serate, adesso capite perché dall'anno scorso sono diventato così. Va bene, allora cominciamo naturalmente a vedere Omar Costantini, buon pomeriggio anche a te, ci siamo dimenticati. Buon pomeriggio. Non ci siamo dimenticati, per te è sempre la parte principale perché tu ci segui insieme a Giada questo pomeriggio la Serie A. Giada, allora andiamo a vedere quello che è successo ieri in Serie A. Le partite sono cominciate in questa 8ª giornata nel pomeriggio di ieri, vediamo cosa è successo. Allora, ieri hanno giocato Empoli-Cagliari 0-4, Bene. Parma-Sassuolo 1-3,
e Sampdoria Roma 0-0. Ecco, vedete la redazione che ha sbagliato perché si tratta dell'8ª giornata, Gemma, non della 7ª. Cosa diciamo sta redazione? Scusa, chi è la redazione? Chi c'è in redazione? Giovanni? Mi sembra Giovanni, sì. Ecco, domani è licenziato. Sbagliato in redazione, ma non importa. Allora, oggi pomeriggio solamente 3 partite alle 15, allora andiamo a vedere di che cosa si tratta. Alle 15 giocheranno Chievo-Genoa, Esatto. Juventus-Palermo e Udinese-Atlanta. Poi alle 18 altre 3 partite questo pomeriggio. Cesena-Inter, Lazio-Torino, Napoli-Verona. Ed infine, la giornata di quest'oggi, siccome c'è l'infrasettimanale della Serie A che comincia martedì, pensate, c'è l'ultima partita questa sera alle 20:45 che è Milan-Fiorentina. Gemma si sta agitando col microfono, non le succede quasi mai a parte la domenica pomeriggio. Prego Gemma. Grazie, Prego. GP, Allora, abbiamo in collegamento il nostro primo inviato. Allora, oggi dobbiamo portare fortuna a questa squadra, che ultimamente non è che gira tanto bene. C'è il nostro Maurizio Mazzon. Maurizio Mazzon, Sì. allora voliamo subito in tempo reale a Fontana Fredda. Buon pomeriggio Maurizio. Secondo me sta facendo altro Maurizio, Gemma? Non so, sta ordinando qualcosa al chiosco forse? Può essere? Vabbè, io direi che Maurizio non ci sta sentendo, Gemma. Neanche tu mi stai sentendo. Maurizio non ci sta sentendo, Gemma, lasciamo stare questo collegamento. Passiamo... No, ci sono. Ah, ci sei? No, scusami. Stavi ordinando birra e bratwurst, al chiosco? No, sono qui davanti alla macchinetta del caffè, sono un attimino sistemato. Col caffè? Ma hai cambiato stile allora? Sì. E allora da Fontana Fredda raccontaci tutto Maurizio, com'è passata questa settimana. Il Fontana Fredda ha perso un paio di colpi ma d'altra parte ha giocato con le prime della classe. Raccontaci cosa è successo a Fontana Fredda in settimana, Maurizio. Niente, è successo che sicuramente le sconfitte non fanno morale positivo, sicuramente c'è stato un confronto nello spogliatoio con il direttore sportivo della squadra e da questo confronto De Martini è uscito che è rimasto a casa e non è più della rosa della squadra, insomma. Ecco. Sì, ma ci sono problemi con l'allenatore o solamente una questione di squadra? Assolutamente no, assolutamente sì, no. no, chiariamo perché È stato ogni settimana si sente... È stato ribadito in più occasioni che Fontana Fredda o si salva o non si salva, sicuramente lo farà con De Pieri in panchina. Benissimo, ecco, no, l'importante è che tu ribadisci i concetti perché sai che ci sono gli spifferi, no? Adesso che poi sono certo, giornate ventose, ci sono gli spifferi e arrivano certe notizie che naturalmente tu ci smentisci. Oggi qua al Torino sicuramente ci saranno almeno 10 allenatori in tribuna, ma sicuramente... Dopo, chiediamo a Mattia dopo. La società, l'unica cosa che è certa è che ha fatto un quadrato intorno a De Pieri. Benissimo, questo è importante anche perché è un grande allenatore, dopo la cavalcata dell'anno scorso mi sembra giusto dargli fiducia, anche perché siamo solamente all'8ª giornata e voi le prime della classe le avete affrontate tutte, voglio dire, non è che si poteva chiedere, no, a De Pieri di vincere con Belluno, Biancoscudati e quant'altro. Benissimo Maurizio, naturalmente grazie di questo primo collegamento, buon caffè a te e ci sentiamo naturalmente nel corso della partita. Grazie, ciao Maurizio. Ecco Maurizio, Mattia, questi spifferi, no? Ieri tirava un vento a Pordenone, allo stadio, era più o meno tipo Bora 110 all'ora. È arrivato l'inverno. È arrivato l'inverno in anticipo a Pordenone, a Bottecchia, sì. Questi spifferi che ti Fontana Fredda, quando la città insiste a dire oggi ci sono 10 allenatori in tribuna... Ma penso che fosse una battuta. Ma non lo so, vabbè, forse. Comunque, no, il Fontana Fredda è partito bene come neopromossa, è importante, per una promossa è importante partire bene. Dopodiché, come dicevi te, ha incontrato delle squadre difficili da affrontare, ha perso a Legnago, se non sbaglio, è stato il primo scontro diretto che ha un po' perso diciamo male. quella, esatto, quella è stata la partita Ecco, forse, sì. no? Certo che Legnago è una squadra che non merita quella posizione in classifica perché ha dei giocatori importanti e oggi ha uno scontro diretto nuovamente che deve cercare di portare a casa. È da queste partite che poi si valuta, no? L'andamento della stagione e anche della guida tecnica. Sì. Comunque finora il Fontana Fredda non so bene, dovrebbe essere la metà classifica, medio-bassa. Sì, dalle regie ci mandano la classifica. Sì, così la vediamo. Sì, la classifica non è ancora preoccupante. Nella certo Serie D, e la Serie D non ha avuto anticipi nella giornata di ieri, quindi questa è la classifica ovviamente riferita alla 7ª giornata. È una squadra che è partita bene all'inizio, poi nelle ultime... Eccola qua. Sì, medio-bassa. Nelle ultime giornate ha fatto pochi punti
e per una squadra poi no, che deve fare del morale il suo cavallo di battaglia per raggiungere la salvezza, è importante continuare a fare punti soprattutto in casa, quindi oggi è una partita assolutamente oggi importante, è uno scontro diretto, chiaro, anche contro una formazione abbordabile, come possono notare anche gli amici anche perché da casa. comunque Fontana-Fredda è una buona squadra. Infatti era partita benissimo, con no? Martin, Florian, Tonizzi in mezzo, cioè una squadra con dei giocatori di valore dietro. Se Fontana-Fredda si deve lamentare, la Triestina cosa deve fare? Attenzione, perché quest'oggi comincerà il collegamento nuovo, vediamo se è proprio quello. Avete detto Triestina? Triestina, allora via Trieste. Via Trieste a Rocco col nostro grandissimo amico Antonello Gherardi. Buon pomeriggio Antonello dal Rocco di Trieste. Buon pomeriggio, giornata splendida. Sì, da andare al mare, non allo stadio. Possiamo venire ad al mare, vabbè, comunque buon pomeriggio a tutto lo studio. Grazie. Ciao Giovanni. Grazie Antonello, buon pomeriggio. Allora si stava parlando, Mattia, intervieni con Antonello da Trieste, di questa Triestina. La Triestina per me rimane sempre nel cuore, no? Per tutti credo, almeno anche per me, no? Mi dispiace che ci sia questa situazione, sicuramente una situazione di classifica deficitaria. Dopodiché io Mister Lotti lo conosco da tanto tempo, è una bravissima persona, anche un tecnico preparato. Lo conosco dai tempi del settore giovanile della Triestina, ormai si parla di 4-5 anni fa, quando iniziai a conoscerlo. Mi dispiace, sinceramente, scorrendo la lista dei giocatori per una società importante, blasonata come la Triestina, i giocatori non sono mediamente all'altezza dello stesso nome, dopodiché se ci sono dei problemi di tipo economico, societario, c'è un budget molto ristretto, è chiaro, si cerca di fare con quello che si ha, no? Certo. Ho visto poi che è stato tesserato Lionetti, che era un ragazzo che stava alla Triestina esorito in Serie B, e speriamo che si possa rilanciare quest'anno. In mezzo al campo è stato preso Giorgino, un giocatore che ha fatto i professionisti, dietro è rimasto Piscopo, però devo dire, molti di questi giocatori io personalmente non li conosco perché vengono da fuori. Diciamo anche che hanno fatto la squadra in 20 giorni, esattamente, no? Non ho visto ancora la Triestina, non l'ho vista ancora giocare, quindi un giudizio non me lo posso creare, lo baso sulla posizione in classifica. E so che poi in una piazza come Trieste è difficile se non fa risultato. Anche perché Antonello, anche quest'oggi credo che nonostante la posizione lo stadio non è che sia deserto, vero? Allora, non ho sentito la domanda. Quello che vi posso dire è che oggi esordisce questo Cabangu, che è una punta, quindi è uno dei primi 3 stranieri che sono riusciti ad avere il transfer. Mancano purtroppo per infortunio troppi giocatori e quindi oggi è una situazione tecnica estremamente complicata. Giocheranno davanti Giordano Aquilani e Cabangu. Aquilani e Cabangu sono praticamente nuovi. Giordano finora non è che abbia dimostrato tantissimo, c'è l'ex Juventus Gasparotto, poi ci sarà Proia, Gianetti, Piscopo, Spadari, Celli, Morgavi e Di Piero. Lotti oggi combatterà veramente contro gli infortuni che si sono manifestati questa settimana, ed è la prima volta che succede, ma è stato veramente un bagno di sangue. A livello societario sembrerebbe raggiunto un accordo con il comune per quanto riguarda lo stadio, ma il problema è tutto il pregresso lasciato dal duo Cergol-Puglia e poi da Mehmet Mbok. Ecco, ricordiamo che uno dei due è finito in galera, giusto per sottolineare, no? Dimmi Giovanni, scusami. No, dicevo Antonello, scusami, che uno dei due, di quelli che erano prima di questi, è già... No, è stato smentito. Ah, è stato smentito, perché avevo letto che era finito dentro. Smentito. Era apparsa questa notizia che poi pubblicata e ripresa anche dal Piccolo, ma poi smentita. Sembrerebbe che MT sia in Kosovo, a casa sua, a godersi tranquillamente i soldi che comunque si è riuscito a portare via dalla Triestina. Vabbè. Ecco. Succede. Comunque, allora io adesso, Giovanni, tu sai, siamo in diretta, è il bello, tu sei uomo di spettacolo, dovrei leggere le formazioni allo stadio, essendo io lo speaker dello lo so, stadio, e questo quindi, è il bello. Vi Allora... devo lasciare un attimo, a meno che non vogliate assistere in diretta alla lettura di quei 2 comunicati che ci sono della formazione, altrimenti ci sentiamo dopo. Ecco, ci sentiamo dopo, perché ogni volta, no, prima delle formazioni dicono che non bisogna tirare i petardi, le robe, i mortaretti. Infatti, bravo. Sì, poi tutti lo fanno lo stesso. Immediatamente, se no la Triestina si becca una multa e sarà colpa mia. Ecco, A dopo. A dopo, e questa è una buffonata. Ciao Antonello, ci sentiamo dopo.
No, questa ripetizione all'inizio delle partite, più e più volte, non buttate i petardi, non buttate ma non buttate poi vedi Bengala, mortaretti, bombe a mano. Motorini, macchine. Sì, esatto, quindi non so perché continuano a dirlo che Ma tanto anche perché non cambia non niente. dicono mai di non portare i motorini allo stadio. Esatto, sì, Non tirate il Bengala, poi tirano quei motorini carri armati, entrano dentro, giustamente. Nel frattempo sono arrivati due ospiti che li vedremo subito, sono dietro le quinte, invece Enrico Pellizzari che è di casa, buon pomeriggio, è arrivato qua. Enrico Pellizzari che è Giada. Vediamo cosa fa Enrico Pellizzari nella vita. Ascolta. È un cantante, Ascolta. performer, attore, conduttore e showman. Dove hai trovato questa roba, scusami? Me la invento io. Posso? Ecco, ti posso dire che Lorenza Pugliati al tuo fianco è un'esperta di karaoke. L'ho invitata per te perché so che adori il karaoke. Allora io suono, tu canti e quindi a posto. Non sistemato le cose. È bellissimo, Gemma. Prima io non mi sono accorta che è arrivato Enrico, solo sentito un casino. Vabbè, quando arriva Enrico. Pensavo qualcuno fosse caduto giù. Allora abbiamo un altro inviato, oggi un nuovo inviato che si chiama Bin Giuliano per seguire oltre San Vitese. E allora noi seguiamo la San Vitese perché è una squadra del cuore per quanto mi riguarda, visto che ho tanti parenti a San Vito e svolgo anche parecchie attività. Allora vediamo cosa succede a Faedis oltre San Vitese, prego. Sì, buongiorno, anzi buon pomeriggio a questo punto. Va bene lo stesso qua, non è un problema. Aria fresca nelle colline friulane e aspettiamo che inizi la partita. Come si presenta questa partita? Due squadre che non è che godano di ottima salute, soprattutto l'oltre. Ma diciamo che è uno scontro di bassissima classifica in questo momento. Direi di sì, se magari vediamo cosa succede, la San Vitese sicuramente ha le possibilità per fare bene. Sì. I ragazzi sono in condizione di fare bene a prescindere dall'avversario che incontrano oggi. Sì. Poi vediamo, insomma, il pallone è rotondo, il campo certo. decide quali sono le potenzialità delle squadre. Benissimo. Noi siamo molto fiduciosi. Sì. Che succeda qualcosa di interessante. Che ci sia una scossa, no, all'oltre. Deve succedere prima o poi. Ma diciamo che non è che noi abbiamo fatto brutte figure fino a questo momento. Ci è mancata un po' di fortuna, un po' di esperienza, abbiamo tanti ragazzi che giocano e quindi i ragazzi devono imparare. Certo. È una cosa naturale che noi ci crediamo comunque in tutti i nostri ragazzi, quindi se crescono sicuramente avranno delle grosse soddisfazioni. È chiaro che un po' di garzonato, si diceva una volta, bisogna pagarlo, e quindi sì, un salto io spero che oggi sia l'occasione buona per poter partire verso un finale di girone d'andata estremamente positivo. Benissimo, ti ringrazio, ci sentiamo più tardi per gli aggiornamenti di oltre San Vitese. Grazie ancora. Certamente, arrivederci. Grazie da Faedis, abbiamo aperto questo nuovo campo per seguire, che poi l'oltre Omar è la nostra squadra simpatia, Sì, si diceva, simpatia, no? no, volevo chiedere, ma le chiederemo più avanti se è già pronta Castagna e Ribolla, eventualmente se vincono, visto che è una zona proprio tipica di Castagna e Ribolla. Anche perché qua vicino si potrebbe anche andare a fine puntata, no? A fare 10 minuti siamo là. A fare la scampagnata. Dunque, allora, ieri, facciamo un salto indietro mentre attendiamo gli altri collegamenti, ieri è andata in onda, diciamo, si è svolta a metà della giornata della Lega Pro, che purtroppo per il Pordenone ha detto ancora molto male, in quanto una sconfitta, in questo caso immeritata, devo dire, io ero allo stadio, un secondo tempo giocato discretamente dal Pordenone, fatto sta che la squadra, nonostante abbia perso, è uscita con l'applauso del pubblico amico che altre volte insomma non era successo così. Purtroppo del calcio, caro avvocato, la palla bisogna buttarla dentro, il Pordenone ha avuto 3-4 occasioni, non l'ha buttata dentro, loro ne hanno avute 3, un rigore segnato, altre 3 occasioni in cui Bazzichetto, mi sembra portiere del Pordenone, si è un po' rifatto delle figuracce di Alessandria. Ma detto questo, se ci mandate anche la schermata per cortesia della giornata di ieri di Lega Pro, senza leggere i risultati, gli amici da casa possono vederli, quale può essere a questo punto la cura per il Pordenone? Perché voglio dire, nel secondo tempo ieri c'è stato anche un impegno, si è vista una voglia di fare, d'accordo, si sono visti anche limiti tecnici, Potenza non salta l'uomo neanche morto, Zubin messo sulla fascia laterale invece che centrale. Come i tempi di Bassano. Io mi ricordo Zubin, si parla di anni fa, ormai oggi era Marcord, no? Sì. Mi ricordo in quella giocava quel Bassano, tra l'altro era il Bassano di Ghelera, giocava esterno a sinistra
Ieri giocava esterno destra, penso. Ok, comunque è un gioco, sì, chiaramente adesso a parte le battute. La cosa importante è che la nuova condizione tecnica abbia portato più mordente, sì, questo è vero, più voglia, abbia fatto calare il Pordenone in un contesto proprio di squadra che deve salvarsi, cosa che magari mancava nelle prime giornate di campionato, dove il ritmo era più compassato. Adesso è una squadra che lotta di più. Come dici giustamente te, ci sono delle carenze, delle lacune tecniche importanti se consideriamo la squadra presa nella sua globalità. Soprattutto quando la squadra va a confrontarsi con realtà come Pavia, Alessandria, Cremonese. Sono tutte squadre che hanno attrezzate per fare un salto di categoria, non per niente. O comunque per essere competitive dalla metà classifica in su. Sì, non per niente, ieri dicevo il Pavia con la vittoria di ieri momentaneamente è saltato al primo posto in classifica, si presentava terza. Se ci fate vedere la classifica della Lega Pro per cortesia, dopo le giornate di ieri, gli anticipi che abbiamo già visto non li stiamo a leggere, ecco la classifica aggiornata ovviamente alle partite di ieri. Si sta già giocando Como Renate, purtroppo per il Pordenone andrà a Como domenica prossima, sì. Il Como sta già vincendo 2-0, la partita è cominciata alle 12:30, quindi sta per finire, quindi in questo caso il Como ha raggiunto il Pavia, quindi Pavia e Como sono le due prime. La classifica è eloquente. Sì, soprattutto la parte destra in fondo, no? Sì, sicuramente non ci si aspettava un inizio così problematico e difficoltoso, soprattutto per una neopromossa. Se andiamo a vedere le neopromosse, Gian Erminio è comunque a metà classifica, una squadra come l'Arezzo che è stata ripescata a metà agosto si trova tra le prime. Stiamo comunque parlando di squadre, la Torres è stata ripescata, comunque una serie di squadre che comunque sono partite chiaramente meglio del Pordenone. Io continuo a dire, il campionato è lungo, quindi questo rimane sempre un aspetto positivo. C'è tempo per recuperare, bisogna però iniziare a fare i punti con le squadre che lottano. Noi vediamo adesso Como domenica ore 18. Allora, io ho già visto il Como, una squadra purtroppo che viaggia su dei ritmi alti proprio atletici, differente, una squadra differente dal Pavia che magari ha un ritmo un po' meno alto. Il Como è una squadra che viaggia, e quindi bisognerà cercare di fare di necessità virtù. Non è a Como che prende i punti salvezza. Non è a Como che prende i punti salvezza, però se arrivano sono i benvenuti. La domenica dopo verrà la Pro Patria, ecco, questa diventa già una partita importante, anche perché poi, altro dato, dietro stanno tutte facendo punti, comunque muovono la classifica sia la Pro Patria che il Lumezzane, Gian Erminio. Mantova adesso si è ripreso perché c'è stato un cambio societario, sono stati saldati gli stipendi, e comunque Mantova è una società che eredita ancora dalla gestione precedente dei giocatori importanti. Ti fermo che abbiamo un collegamento, Mattia, prego Gemma. Sì, torniamo a parlare d'eccellenza perché c'è un'altra partita molto importante. Oggi Charlins Muzzane, Tolmezzo, per noi c'è Fabio Campagnol. Non c'è più. Succede perché era un attimo in attesa da un po'. È importantissima anche questa partita perché c'è Muzzane e Tolmezzo che è subito a ridosso delle prime squadre dell'eccellenza. Ricordiamo che ieri in eccellenza si sono giocate 3 partite d'anticipo, se mi aiutano dalla regia con la schermata. Ieri si è giocata a Gemonese Tricesimo 0-1, ISM Gradisca UFM Monfalcone 0-2 e Virtus Corno Manzanese 2-2. Nel pomeriggio di oggi si giocano Charlis Muzzane e Tolmezzo, oltre San Vitese, Torre Lumignaco, Vesna, Chions, Zaule, Rabuiese, Cordenons, per una classifica, se ci fa vedere la classifica, che è abbastanza, sempre con Mattia che è l'esperto ovviamente anche dell'eccellenza, una classifica che a parte il Monfalcone che ha una partita in più perché ovviamente ha giocato ieri, c'è questa rivelazione che non è più rivelazione perché è sempre lì, le ha vinte tutte, che è il Vesna. Questi qua buono a sapersi, sono partiti sono partiti proprio così, e poi si parlava anche domenica scorsa, questi qua le hanno vinte tutte, è vero, le 7 su 7, sono incredibili, sono
Gemma, prego. Sì, adesso ripeschiamo anche il nostro Fabio Campagnoli, ma prima, nel frattempo, ci ha chiamato anche Fulvio Ferrone che sta seguendo la partita Tamai Cilese insieme a un altro avvocato. Sì. Ne abbiamo appunto uno in studio e uno in collegamento che è Maurizio Mazzarella, in ginocchio sui ceci come sempre. Ovviamente il nostro avvocato di fiducia. Che è in quindi collegamento. abbiamo Maurizio? Sì. Allora, Maurizio, facciamo un salto indietro. Buon pomeriggio intanto, avvocato. Ciao, comandi. Allora, stavamo parlando... In rosso. No, scusami. Sì, Tamai in rosso e Sacilese in bianco. Bene, Questo è aspetta. lo schieramento delle squadre. Benissimo, fermo lì con la partita, abbiamo 90 minuti e tutto il tempo che vogliamo. Facciamo un passo a ieri sera, a ieri pomeriggio. Ieri, guarda, ecco, prego. Ieri ci sono due notazioni, il Pavia è la squadra del momento perché ha un presidente cinese e il numero 8 che è insieme a Mosetti, e la Mosetti dice che fa 10 volte alla settimana l'amore, bisogna vedere però quanti secondi. Sì, no, ma aspetta, Maurizio, non ti ricordi come si chiama il numero 8? No, Mosetti 2. No, aspetta, Mattia come si chiama? Corvesi. Era Mosetti, anche Corvesi. se ha giocato malissimo, era uno dei più scarsi della squadra. Ecco, no, perché abbiamo un ospite in studio a cui suggerire questo giocatore, Lorenza. Lorenza? Prendi nota, Corvesi, lo fa 10 volte alla settimana, ok? Boh. Sì, ma bisogna vedere Giovanni, perché se dura un minuto, sono 1 per 10, fa 10 minuti alla settimana. Chi non lo fa mai sono sempre 10 minuti alla settimana, voglio dire, sempre più 10 siamo. Scusa. Avvocato. No, adesso a parte ogni battuta, il Pavia mi ha deluso, perché ha 20 punti in classifica, sì. Era una partita da pareggio. Non mi sembra che abbia le caratteristiche oggi per vincere il campionato, a meno che a gennaio non compri 3 grossi giocatori da affiancare ai 4-5 che ha di levatura, e allora il discorso cambia. Ascolta, ieri... Non mi sembra... Allora... Oddio, ti dirò che anche il Bassano è primo in classifica e non mi ha fatto tutta questa grossa impressione di squadrone. Io penso che il Novara possa venire su perché mi sembra la squadra che abbia la possibilità appunto di vincere il campionato. Ecco, nella partita di ieri eravamo allo stadio, l'abbiamo commentata, io mi sono permesso, Mattia, di dire all'avvocato tra il primo e il secondo tempo vai a cambiarti, scaldati, entra in campo, per la pochezza del centrocampo purtroppo del Pordenone, però il secondo tempo Maurizio non è stato male, anzi voglio dire si è vista un Pordenone voglioso, insomma 3 azioni da gol, però... Sì, ti dico, è una partita da pareggio che è finita... inspiegabilmente l'arbitro si è inventato un rigore che era inesistente, quindi un miglioramento del Pordenone c'è stato rispetto alle altre partite, perché è vero che non è squadra da vincere il campionato, ma sarà sicuramente squadra di vertice e quindi sul campo il pareggio era giusto, quindi un passo avanti il Pordenone l'ha fatto. E la formazione che ce l'ho in mente te la dirò dopo la partita col Como. Benissimo. Io penso che il Pordenone messo in campo in un certo modo con certi giocatori possa sicuramente rendere qualcosa di più. Magari e soprattutto non vedere Zubin giocare laterale ho detto prima le rimesse, che batte le rimesse, esatto. Magari se settimana inviti Foschi a cena non sarebbe una brutta idea, cosa dici? No, non lo so solo che qualche giocatore in meno in campo di quelli che ho visto ieri e qualcuno di più in panchina. Ad esempio Potenza è un giocatore da sfruttare come trequartista perché ha la capacità di puntare l'uomo e di saltarlo. Ma non l'ha mai fatto ieri pomeriggio, Maurizio? È stato un mese fermo per infortunio, però Paoli ad esempio non lo utilizzava mai. Quindi bravo Foschi che l'ha messo in campo e che ha capito che forse può dare qualcosa in più rispetto ad altri come trequartista. Zubin io lo vedo bene negli ultimi 25 metri. Zubin è l'unico del Pordenone che non deve correre, deve solo pensare a fare gol. E comincia a dare sui spazi, a correre dietro agli avversari, a battere rimesse laterali. A 37 anni e mezzo va a segnare anche il campo prima della partita. Insomma, io penso che non si possa chiedere di più a un giocatore come Zubin. Zubin va utilizzato in un certo modo e poi gli va messo vicino un pezzo da 90 da comprare. Aspetta che c'è Omar Costantini che vuole farti una domanda. Avvocato, buon pomeriggio. Senti, invece volevo farti una domanda veloce. Ieri mattina a Palmanova c'è stata la riunione dell'assemblea straordinaria della FIGC, no? Regionale. Qualcuno ha detto non ci siamo persi niente.
Questa federazione, secondo te, si può svegliare finalmente oppure abbiamo i soliti 5 lì seduti tanto per scaldare le sedie? Ma questo è uno dei grandi mali del calcio, che è gestito da persone che, come hai detto tu, possono stare seduti con le pantofole ma non guidare il calcio friulano e poi a livello nazionale, perlomeno a livello nazionale. C'è qualcuno che tenta, sai, la scalata per andare a Roma a fare il vicepresidente della Fiumicino? Gliel'ho detto anche durante una presentazione non più tardi di 3 settimane fa. Vabbè, ma se il presidente è vecchio, chiunque può essere autorizzato a fare il vicepresidente. Sei pronto alla discesa in campo? No, voglio dire, anche quello che mi sta passando davanti sul marciapiede qua ormai. Maurizio, vorrei andare in onda anche domenica prossima, io, sai com'è? Faccio di mestiere, faccio questo. Io ti ringrazio, direi che le prossime bombe ce le tiri in prossimo collegamento, ok? Va bene, buono. Ecco, questo è, come vedete abbiamo parlato moltissimo di Tamai Sacilese, ma è una partita che si presenta da sé, Sacilese quarta, Tamai quinta, quindi la partita più importante per quanto riguarda questa ottava di campionato. Prima di fare la pubblicità, Giada? Sì. Mi ero dimenticato il tuo nome, pensa che rimbambito che sono. Mannaggia. Dobbiamo giocare, ecco, qua prima o poi mi ribalto questo pomeriggio. Che cosa facciamo? Giochiamo, dai. Allora, adesso è il momento del gioco 1 per 2. Ecco, allora. Si è calata subito nella nostra priorità. 1 per 2, benissimo, e non un x2. Allora, bisogna indovinare il segno delle 2 seguenti partite. Eccole qua. Juventus Palermo e Udinese Atlanta. Il vincitore vincerà ben 6 bottiglie di vino, etichetta Pascià. Bravissima. E che vino è? Sono 3 bottiglie allora, di... 3 bottiglie di Chardonnay e 3 bottiglie... No, è vero, facciamo una pausa perché dopo tante domeniche la prima per Chardonnay. Evviva! E 3... Prego. E 3 bottiglie di Montepulciano d'Abruzzo. Che da dove proviene questo vino secondo te? Da Montepulciano d'Abruzzo. Esatto, dall'Abruzzo. Va bene, allora adesso facciamo... prenderlo noi. Siamo andati noi in Abruzzo. Allora, potete giocare naturalmente fino alle ore 16 con noi al numero che vedete qua in sovraimpressione. Vediamo se la zecco sto giro. No, è di là, come al solito. Comunque SMS WhatsApp al 348 294 7672. La Serie A comincia alle 15, invece tutte le partite, visto il cambio di ora dei campionati dilettanti, cominciano in questo momento, anzi sono appena cominciate. Dunque noi ci lasciamo per una brevissima pausa di pubblicità e poi cosa succede? E poi torniamo. Sei sicura che siamo qua dopo? Certo, sì. Secondo me qua mi arriva una telefonata dopo quella di Mazzarella che mi dice non farti più vedere. Va bene, no. Ci vediamo tra poco, grazie. Anch'io come loro ho scoperto sul campo i valori del rugby. Amicizia, divertimento, rispetto, competizione. Sono Alessandro Zanni, giocatore della nazionale italiana di rugby. Ti aspetto sui campi da rugby. Pascià! A Pordenone c'è una grande novità. Nuovo Pascià, via Galilei, laterale Viale Venezia. Un ampio nuovo Pascià con pizzeria, sala biliardi, le nuove VLT e le più moderne slot. E con tante sorprese. Nuovo Pascià, ex Mr. Paul. Un nuovo spazio dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, le nuove linee, i nuovi colori per una nuova stagione di moda. Miotto Donna, e solo in questo periodo offerta promo su tutta la nuova moda, sconto del 20%, dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, Azzano Decimo. A Rauscedo, a pochi chilometri da Pordenone, sulla strada provinciale in via Belvedere, il mobilificio Lenarduzzi effettua una grande svendita a realizzo con sconti fino al 50% su tutta la merce esposta, fino a esaurimento scorte. 3.000 metri quadri di esposizione con vasto assortimento, dai soggiorni alle cucine, dai divani alle camere da letto e in tutti gli stili, arte povera, classico e moderno. E su richiesta e con una spesa minima te la portiamo direttamente a casa. Cucina in ciliegio è tua per soli 5.900 euro. Soggiorno tuo per soli 2.950 euro. Questa stupenda cameretta per i vostri figli ve la portate a casa per soli 2.800 euro.
Mobilificio Lenarduzzi, da oltre 50 anni sul mercato del mobile, è in grado di soddisfare tutti i gusti e tutte le esigenze della clientela. Dall'alba a notte fonda c'è solo un indirizzo: Caffè Barocco Revolution, dalle 6:30 del mattino per la colazione con il caffè a soli 60 centesimi, a pranzo con piatti sfiziosi ed ottimi panini, per una pausa speciale il mitico Aperi Barocco, l'aperitivo barocco con buffet gratuito, e le grandi serate ogni martedì e sabato festona con il karaoke e Fabio, il venerdì le grandi band dal vivo e novità: i nuovi lunedì firmati Sarabanda Barocco, Caffè Barocco Revolution. I fratelli Bozzetto da oltre 20 anni offrono i più ampi servizi legati al settore tecno-immobiliare. Un'attività completa nel campo dell'edilizia, dalla progettazione architettonica alla costruzione e vendita diretta di mobili civili e industriali. Bozzetto, in via Tomate 2 a Pescincanna di Fiume Veneto. La cerveseria! Ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria! Oh, you got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. Le idee, la qualità, lo stile inconfondibile di chi veste la moda. Paolo Miotto, stile italiano, classico, elegante, sportivo. Il tuo stile nelle nuove proposte per una nuova stagione di moda. Paolo Miotto, stile italiano, in centro ad Azzano Decimo. Ai nostri figli piace il rugby perché è uno sport di squadra, divertente, di contatto, dove si impara il rispetto per gli avversari e per i compagni di squadra. Giada, occhio, sei in diretta, sei in diretta! Siamo pronti. Insomma, siamo pronti per modo di dire. E allora, linea alla Gemma, sempre con il microfono in mano, prego! Eccoci qua. Allora, parlavamo prima di quest'altra partita importante per quanto riguarda l'eccellenza, Cerlin Smuzzane e Tolmezzo, e per noi c'è Fabio Campagnol. Fabio, finalmente ci sei, perdonaci per prima, so che sei stato un sacco in ascolto, ma... E allora la partita è già cominciata, come è messo? Come è cominciata la partita, Fabio? Allora è cominciata intanto buon pomeriggio a tutti, è cominciata con ritmi altissimi, anche perché le due squadre sanno benissimo che è una partita che va giocata da tutte e due le compagini, quindi forse un po' più Cerlin Smuzzane in questi primi 10 minuti. Sì. Però loro hanno Gregorutti, l'uomo in Gregorutti hanno l'uomo che può creare un problema in qualsiasi momento. Ascolta Fabio, si parlava prima anche in studio, no? Questo Vesna che all'inizio sembrava una sorpresa tanto non è perché ne ha 7 su 7 fatte. Beh, sorpresa non so per chi pensava che fosse una sorpresa, perché vedendo sulla carta i giocatori non poteva che... Non dico essere così, ma macinano gioco, hanno l'attaccante giusto, sono tutti equilibrati, insomma una squadra che gioca con la rabbia e con la voglia di vincere. Il presidente Zanutta cosa dice? Il presidente Zanutta è a fianco a me e si sta godendo la partita. Beh, ma quest'anno ce l'ha fatta, insomma, dai, avete fatto uno squadrone. Possiamo far cosa? Andare su, voglio dire, quello è lo scopo con la squadra che avete fatto. L'obiettivo del Cerlin Smuzzane è, prima di tutto, era Coppa Italia. Il secondo obiettivo è quello di salvarsi. Ah, di salvarsi addirittura? Con la squadra che avete fatto. Mi sembra di sentire Guidolin quando andava in Champions League, che anche se era terzo diceva l'importante è fare 40 punti, no? Siamo lì più o meno. Avranno
Siamo su quell'onda lì di pensiero sui 40 punti, ecco, dopo... Sui 40 punti. Sei molto simpatico, anche molto bugiardo, ma non importa. Allora, grazie Fabio, ci sentiamo durante la partita, ovviamente, qualsiasi cosa succeda, ci mettiamo in collegamento. Grazie. Mi piacciono, no, Mattia, questi che fanno lo squadrone per andare su e questo ci racconta la fiaba dei 40 punti di salvezza, ma dai. Bisogna sempre essere umili, no? Nelle cose. Sì, vabbè, ma allora, perdonami, sarebbe come se Monfalcone dicesse cerchiamo di salvarci, no? Dai, non sta di casa, dai, Serie D. Penso che fosse una battuta, quindi. Sì, beh, vabbè, non ci ha passato Zannuta, mi sarebbe piaciuto parlare, è anche simpatico il presidente. Va bene, Gemma, ti vedo sempre lì un po' ansiotica. Sto cercando di ordinare le idee. Allora non ce la facciamo entre le 5, assolutamente. No, perché adesso volevo cambiare un attimo argomento, parlare di rugby. Ah sì, con la mia preferita. Certo. Sì. E allora andiamo subito a Treviso per vedere che cosa succede. La Rugby Udine che affronta la prima in classifica del suo girone di Serie A, ovvero sia non so perché si chiama il Tarvisium e giocano a Treviso. Si chiamava Tarvisium già? Tarvisium, il latino, è Treviso, scusa, è Tarvisium. Ah, vedi che sono veramente un ignorante dotto. Prego Martina, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Siamo a Treviso per la quarta giornata di campionato di Serie A che vede la Rugby Udine scontrarsi contro i padroni di casa del Reggio Tarvisium. L'Udine viene da una grande vittoria quella di domenica scorsa contro il Valsugana che ha permesso di raggiungere il secondo posto in classifica appunto al Rugby Udine. Il Tarvisium è una squadra molto preparata che è riuscita a portarsi a casa tutte le prime 3 partite guadagnandosi appunto, come dicevi tu, il primo posto in classifica. Ovviamente l'obiettivo di oggi per il Tarvisium è quello di portarsi a casa anche questa quarta partita e riconfermarsi al primo posto. Ecco, la partita è iniziata da 15 minuti circa e già dal terzo minuto il Tarvisium è riuscito a realizzare la sua prima meta e adesso aspettiamo, vediamo come procede. Beh, quindi il risultato al momento, quando sono passati più o meno 16 minuti, che cos'è Martina? È di 5 punti per il Tarvisium che non ha trasformato la meta a 0 per l'Udine. Perfetto, grazie Martina. Nel frattempo vedevate sugli schermi le immagini della grande vittoria di domenica scorsa proprio del Rugby Udine ottenuta nei confronti del Valsugana Padova, che comunque era una partita molto difficile. La Rugby Udine ha vinto anche abbastanza agevolmente nel primo tempo, anzi addirittura nei primi 30 minuti. Dunque in Serie A si sta per cominciare e io direi, Mattia, facciamo un punto su questa Serie A dopo anche le partite di ieri, la giornata di ieri che ha visto la Roma bloccata, anzi con il rischio anche di andare sotto con la Sampdoria. Il Cagliari di Zeman che è sempre più zemaniano, no? In un quarto d'ora il Cagliari è sotto la partita debole. Ecco, sì, ma poi magari le prende in casa, questi poi vanno fuori, fanno il diavolo a 4, cioè un Cagliari anche difficile credo da affrontare per tutte le squadre in questo momento, no? Perché sono dei pazzi scatenati questi. Una squadra zemaniana, quindi imprevedibile. Sì, ma altamente imprevedibile. Altamente imprevedibile e che deve ancora cercare la continuità di risultato, no? Certo. Alterna delle prestazioni molto positive ed invece delle prestazioni negative. Però ha qualità, ha gioventù, ha margine di miglioramento. Zeman sembra che abbia passato, no? La prima fase che sembra quella un po' problematica per lui, dove soprattutto le sue squadre, i suoi giocatori devono recepire i nuovi metodi di insegnamento e pare che adesso abbia scaricare anche un po' il lavoro, no? Perché lui atleticamente li massacra. Esattamente, adesso sembra che abbiano preso il passo giusto. Vediamo le prossime partite, comunque ci sono giocatori che presto conosceremo, che conosceremo ancora di più, come Krisetic, come Longo, sono tutti ragazzi. Beh, la stessa conferma di Sau, che è Sau comunque un giocatore che ormai conosciamo, però c'è anche questo Avelar che quest'anno sembra che abbia trovato, Ekdal che già conosciamo, però sono tutti giocatori che, guardate, fate caso, sono tutti centrocampisti che si inseriscono e fanno tanti gol. Con Zeman questo succede. Certo. E quindi il terreno d'Achille di Zeman è sempre stata, no, la fase difensiva,
e quindi, però lì dovremmo aspettarci sempre un po' di tutto, quindi i difensori andranno sempre in difficoltà. Esatto. Anche perché quei ritmi, come diceva giustamente Mattia, sono veramente incredibili, no? 90 minuti mai star fermi, no? Il concetto del calcio totale. No? Io ho sentito tra il primo e il secondo l'intervista di Zeman dopo la partita, perché stavamo venendo su a Udine, e lui si lamentava che nel secondo tempo la squadra si è accontentata del risultato. Ricordiamo il primo tempo 4-0 per il Cagliari, e non gli è piaciuto perché non hanno continuato ad attaccare. Sì, però è giusto, un allenatore deve fare queste considerazioni, perché poi ricordiamoci, il Cagliari è una squadra che deve salvarsi, e lasciare 10, 20, 30 minuti all'avversario in Serie A finché giochi contro l'Empoli, l'Empoli di ieri, che poi l'Empoli è anche una buona squadra, è andata bene, però se inizia a lasciare 10-20 minuti a squadre superiori a livello di tasso tecnico, il Cagliari, come chiunque, va in difficoltà in Serie A, quindi è giusto che faccia questo tipo di ragionamento. Bene, per tenere alto, no, il livello di attenzione. Noi ovviamente vi stiamo invitando a giocare al nostro gioco che si chiama 1x2. 1x2, benissimo, e come al solito, prego Gemma. Stanno arrivando appunto un sacco di messaggi per quanto riguarda il nostro gioco. Sì. Tra l'altro questa volta per quanto riguarda l'Udinese sono abbastanza omogenei. C'è chi le dà vincente, chi un X, chi un 2, quindi... E quindi? No, e quindi volevo proseguire a salutare chi ha scritto oltre al gioco, no? Va bene. C'è un messaggio che è arrivato e dice così: evviva i lampadari del barocco. Lorenzo, siete proprio due gnocche, poi c'è lo smile con i cuoricini, dalla vostra barista Stefania, che a volte si chiama Chiara e a volte anche Valentina. Adesso questa voglio che qualcuno ce la spieghi. Forse se parliamo della Sabrina, che dopo che mi ha dato l'amicizia su Facebook le ho detto si tromba, punto esclamativo. Ti ha risposto? Sì, ha messo uno smile ovviamente, vabbè, sai chiaro. che nessuna donna mi resiste. Prego. E poi c'è anche un messaggio che ci ho messo un po' a decifrare, perché oggi evidentemente devo aver dormito poco. Sì, vabbè. Allora, in realtà io ho detto magari ha sbagliato a scrivere, invece era detto proprio così in dialetto, dice domandemoghe a Max più bello dei migliori coach UISP. UISP, infatti è qua per quello, per raccontarsi dell'UISP. Abbiamo, tranquilli perché abbiamo solamente ancora 2 ore e un quarto da stare insieme, abbiamo tempo di parlare un po' di tutto. Torniamo al gioco, perché noi vogliamo la settimana scorsa nessuno ha vinto queste 6 bottiglie, allora torniamo a questo gioco, cara mia Giada, perché adesso c'è un servizio. O meglio, adesso andiamo in diretta da Casarsa, vero? Sì. Perché io col teletrasporto adesso mi cambio, volo a Casarsa, vado da Chiara, facciamo l'intervista e poi rientro qua. E allora vediamo le quote delle nostre 2 partite, che ricordiamo sono Palermo, no, Juventus Palermo e Udinese Atalanta. Esatto. Attenzione alle quote di Juventus Palermo, che sono veramente da scompisciarsi dal ridere. Prego, la diretta da Casarsa. Ha cambiato e tu non te ne sei accorta? No, non mi hanno avvisato, Cristo Dio. Allora adesso chiamiamo a Milano per cortesia, la SNAI. Scusate, che qua non si sa, insomma, non mi dicono neanche le cose. Insomma, come alla chiaretta? Io che devo dire le quote non mi dicono neanche che hanno cambiato le quote. Della SNAI, Ignoranti. No, non si può dire. Ciao da Casarsa, eccoci qua. Buongiorno. Chiara, Sole, Lucia, Pascià ovviamente. Buon pomeriggio Chiara. Buon pomeriggio. Che bella che oggi sei molto primaverile. Primaverile? Primaverile. La temperatura no, però direi. No, sta bene, io ho dovuto togliermi la giacca. No, tu dici. Infatti tu hai la giacchina su. Se avessi anche il golf starei anche. Allora, siamo qua per il famoso gioco 1x2. Sì. Gioco bellissimo, che io so che anche tu giochi sempre. Sempre. Non vinci mai, nonostante tu sei in anticipo le quote. Come mai? Non vinci mai. Sarò fortunata in amore. Può essere. Sei fidanzata a proposito? Decisamente ragazzi, sì. Niente da fare. Con la Chiara è fidanzata. Purtroppo sì. Purtroppo è fidanzata. Beh, ma potremmo mettere qualche buona parola perché tu diventi single. Non so se sono d'accordo, ma va bene, voi mettetela. Non è che devi essere d'accordo tu, Gli amici da casa devono essere d'accordo. Fate una petizione scritta, vediamo. Allora, se volete che Chiara diventi single, mandate sms o WhatsApp 348 294 7672 scritto qua sotto. Vediamo di convincere questa ragazza a tornare sulla piazza, sul mercato. Perché? Perché una bella ragazza come te così non si può. Ma sta bene. Vabbè, dai, andiamo avanti che sennò mi... Andiamo avanti. Le partite di questo pomeriggio, come avete visto nella sigletta, sono Juventus Palermo e Udinese Atalanta, ovviamente. E allora partiamo con le quote, facciamo la parte seria, partiamo con le quote.
Allora, Juventus 1,22, scontato che vince. Pareggio a 6, attenzione, attenzione. Palermo, non mi credevate, a 13. Incredibile. Cioè, io gioco responsabilmente al Pascià di Casarsa, vengo da Chiara, gioco 10 euro, se vince il Palermo porto a casa 130. Andate a mangiare una bella cena di pesce per due, salta fuori. Anche per 3. Se vincete invitate a cena Chiara, che nel frattempo è diventata single. Invece andiamo a vedere Udinese-Atalanta, che cosa succede? Le quote. Ci sei? Eccola 1,85. La vittoria dell'Udinese ovviamente, poi il pareggio è a 3,30. E invece la vittoria dell'Atalanta ad Udine 4,50. Quindi anche qua siamo un po' equilibrati, sì, data favorita all'Udinese, ma non è a 13 l'Atalanta. No. Beh, speriamo adesso che vediamo se ti mette in difficoltà. Se qualche nostro amico... Ma che novità! La novità la vediamo dopo. Ma dico, se qualche nostro amico... Buona questa! Se qualche nostro amico dovesse vincere, quindi azzeccare i due segni... Oh, che accade tutto! Azzeccare i due segni, che cosa vince? Vince 3 bottiglie di Chardonnay e 3 bottiglie di Montepulciano d'Abruzzo, fatte che arrivano direttamente dall'Abruzzo, dalla cantina Tollo. Facciamo etichetta Pascià. Esattamente. Attenzione, perché se le volete andare a provare a cercare, li trovate solamente all'interno della catena dei bar Pascià, quindi non è in distribuzione. Nostra esclusiva. Ma c'è un'altra esclusiva che abbiamo casualmente qua sul tavolo, eccola qui, io adesso vediamo se riesco a ribaltarla, ve la faccio vedere. Che cos'è questa boccia chiaretta? Che cos'è questa boccia? Come non lo sai che cos'è? Questa boccia è il mirtillino, ovvero sia... Dimmi, raccontami, ti ascolto. Non è una grappa, è un liquore, diciamo per il dopo cena, no? Sì, così. sì. Un amaro. Un liquore, insomma, questo è con i mirtillinelli, ma ci sono tanti altri tipi di questo tipo di liquore che troverete sempre all'interno della catena dei bar Pascià. Cioè, bello che ne parlo io, dovresti dirlo tu, ma non importa. Non non sottolineiamo queste cose. Qual è che piace? Il mirtillino? Licenziano e io ti vengo sotto casa a cercare. Salutiamo Silvano, ciao Silvano. Pensa che rimarrai singola e sarai licenziata, un dramma proprio. Che gioia, cosa chiedere di più? No, dicevo, c'è il mirtillino. C'è il fragolino, c'è quello con le fragoline. Sì. Poi ce n'è una terza che però io non mi ricordo, un terzo tipo di questo tipo di liquore. No, è sempre con i fruttini. Allora, sai, per scoprirlo cosa fanno i nostri amici? Vanno in uno dei bar Pascià, in particolare dove, in quale Pascià secondo te dovrebbero venire? Secondo me Casarsa. Secondo te Casarsa, anche perché salutiamo Lucia, che c'è anche Lucia. Ciao Lucia. E vabbè, però per questa domenica 26 ottobre è tutto. Tu Noi oggi pomeriggio, qua? Lucia, siete qua oggi pomeriggio? Sì. Allora ci dobbiamo fermare quando rientriamo io e Gemma. Decisamente sì. Come il nostro Come solito. sempre, noi siamo qua. Perfetto. E poi settimana prossima vai in ferie il 31? La prossima settimana sì. Per Halloween? Sì. Dove vai? In Transilvania? Ci manca solo... No, vado a Tarvisio. Bello Tarvisio. Magari c'è anche già la neve, Sicuramente c'è già la neve, con questa temperatura qua. È nevicata sul cammin, quindi. Appunto. Allora l'appuntamento è per domenica prossima, ovviamente con l'Umper 2 qua da Casarsa, con Chiara, con tutti gli amici del Pascià di Casarsa, ma questa sera, fine la trasmissione, ma anche subito se volete, non guardateci Siamo più, qua. venite qua, Pascià di Casarsa, Chiara e Lucia. Ciao Chiara, domenica! Ciao! Allora, questa qua è la bottiglia di cui Chiara non sapeva niente, adesso ci racconta tutto Giada su questo splendido liquore. Ve lo consiglio? Me lo consiglio, è bellissimo, ecco, grande. Questa la diamo a Bottosso perché lui ha detto che se la scola tutta, prego, fai come vuoi, anche a canna non c'è problema. Nel frattempo in Serie D i primi fuochi d'artificio, a mezzo corona la Clodiense va in vantaggio per 1-0 e come volessi dimostrare a Montebelluna l'Alto Vicentino bam bam 2-0 sul Montebelluna con una doppietta di Peluso, un gran giocatore, un nuovo acquisto appunto del grandissimo presidente Dalle Rive. Gemma! C'è un aggiornamento anche per quanto riguarda la promozione A, Lignano Porcia 0-1. Perfetto, allora andiamo ad aggiornare anche qua, che poi io ho scritto Porcia con Porcia, come hai visto. La redazione purtroppo oggi fa acqua da tutte le parti.
Ricordiamo che ieri si è giocato non in promozione girone A ma in girone B, si è giocato degli anticipi, Ronchi Cormons 1-0, Sevegliano Gonars 3-1 e questo risultato fa sì che il Sevegliano passa in testa alla classifica con 17 punti e mentre invece il Ronchi riesce a schiodarsi dalla penultima posizione e andare a 8 punti in compagnia di un sacco di squadre, ovvero sia Gonars, Muggia e Trieste Calcio. Questa è la situazione di promozione girone B. Gemma. Andiamo in eccellenza da Maurizio Mazzon. No, semmai in Serie D da Maurizio Mazzon. Scusami. Beh, stessa roba. Prego, Fontana Fredda! Beh, non è la stessa roba. Appunto! Sicuramente. Direi di sì, Vabbè, ha segnato il draw. Il 28esimo primo tempo ha segnato il draw, una brutta palla persa in mezzo al campo, stavamo uscendo noi per partire con l'azione. Abbiamo perso nuovamente la palla in mezzo al campo, ci hanno preso di infilata e abbiamo subito il gol del 1-0. Ma fino in questi primi minuti, questa prima mezz'ora, che cosa è successo, Maurizio? È un risultato giusto? Praticamente niente, due squadre guardinghe che si sono equilibrate fino a questo momento, non ci sono stati tiri in porta né niente, due squadre che hanno paura di perdere e questo è. Bene, bene niente, perché troppe domeniche che tu ci dai queste cattive notizie, guarda di cambiare registro per cortesia. Va bene. Dai, speriamo bene nel procedere. Va bene, grazie a Maurizio, quindi il terzo risultato schiodato purtroppo per gli amici di Fontana Fredda in Serie D, e allora ricapitoliamo, è tutto sullo 0-0, a parte Fontana Fredda Dorò, come avete sentito in diretta, 0-1, Mezzo Corona Clodiense 0-1 e Montebelluna Alto Vicentino 0-2, Gemma ancora. Sì, è arrivato di nuovo un aggiornamento, sempre per la promozione A, Lignano Porcia 1-1. Ecco, pum pum anche lì. E allora aggiorniamo ovviamente per gli amici che seguono anche la promozione. Domani è iniziata Udinese-Atalanta. Ecco, comincia Udinese-Atalanta e allora vediamo le formazioni, Omar, tu che segui. Allora abbiamo l'Udinese che si schiera con Carzenis tra i pali, Widmer e Piris, i due difensori esterni, Ertò e Danilo difensori centrali, a centrocampo Guglielme, Allan e Badu, Conè leggermente dietro ai due attaccanti di Natale e Terò. Dirige l'incontro il signor Tommasi di Bassano del Grappa. Ecco, ovviamente noi abbiamo sempre la solita spada di Damocle che regolarmente quando gli ex dell'Udinese incontrano l'Udinese... Non gioca Denis. Beh, per fortuna, perché sennò questo come domenica scorsa ce la piazzava a Palazzo, quindi per fortuna che Denis però non gioca Rolando Bianchi al suo posto. Beh, ma non è mai stato a Udine Rolando Bianchi. No, però insomma non è che... Sì, vabbè, però voglio dire, già abbiamo una sfiga in meno, no? Di avere l'ex di turno che c'è la piazza a Palazzo come ogni domenica, vedi Quagliarella domenica scorsa. Questa Udinese, Mattia, che cosa può fare? Perché è altalenante, no? È partita come un razzo, poi si è un po' ripiegata. Vedevo prima la classifica, è quarta o quinta. Sì, vabbè, perché sono altre scarse da morire, in voglio dire, partiamoci chiaro. Cioè, sì. Il livello della Serie A quest'anno è di una... Basta vedere in Champions League, e lì hai detto tutto, le prime due. Che il calcio italiano apriamo una questione che sarebbe da sviscerare, no? Anche perché tu sei in mezzo, sei tirato in causa, perché sei tu che porti questi giocatori in giro per l'Italia. Sì, qualcuno di questi. E questo è vero, è la verità, però molti arrivano dall'estero, poi bisognerebbe chiedere alle società per quali sono i motivi che poi portano a testare molti giocatori che poi si dimostrano giocatori non all'altezza, comunque ma all'altezza del campionato italiano, ma non all'altezza del campionato europeo. Ci si chiede perché poi il campionato italiano sta diventando una sorta di recinto, no? Dove autoreferenziale in un certo senso, dove si gioca, si fanno questi campionati, si vince lo scudetto, c'è della Juve che domina, la Roma che qualche volta si inserisce, i milanesi in altri momenti, però poi quando si va all'estero poi diciamo che il campionato italiano non è allenante. Bisogna ricercare quali possono essere le cause, no? di questa pochezza del nostro movimento, ed è una pochezza degli ultimi 10 anni, no? Che abbiamo contribuito a creare. Certo, adesso stiamo vedendo la partita e stiamo vedendo anche lo stadio, no? Il nuovo stadio in costruzione. Sta procedendo bene la costruzione. L'ho visto anche l'altro giorno, è molto siamo bello. Molto avanti rispetto anche al programma. spedisce, sì, si vede che si sta andando molto, molto avanti, molto, molto celermente. Ecco, noi dobbiamo iniziare, più che parlare di sicurezza, che sono comunque argomenti importantissimi, la
valori e giochi politici. Parliamo intanto della costruzione degli stadi, che è la cosa primaria che è da fare. Le squadre, partendo dalla Serie A, devono costruirsi una casa di proprietà, e da lì che poi parte tutto. Ce l'hanno insegnato, e lo ripeto fino alla nausea, no? Da anni. Gli inglesi sono stati i primi a insegnarcelo, è da lì che i club riacquistano ricchezza sul mattone, sull'immobile, no? E da lì poi si può partire per investire sui giocatori. Noi in questo momento non siamo in grado di investire le cifre sui giocatori. Ieri guardavamo il classico Barcellona del Madrid. C'era una ricchezza in campo a livello, in termini proprio economici, sui cartellini, relativi ai cartellini dei giocatori, incredibile, che noi non possiamo più permetterci, l'acquisto di uno di quei calciatori. Neanche di uno della panchina di quelli, non di quelli che erano in campo. E neanche della panchina, solo se te li danno in prestito. Solo se te li danno in pagano loro lo prestito, stipendio, e ti lasciano, però il valore reale rimane a loro, e tu li paghi, no? È una sorta di canone. Mattia, scusa, ma non è che forse sia il calcio italiano che è ancora troppo vecchio per svecchiarsi? Assolutamente. Aspetta questa risposta, perché c'è Gemma col microfono. Sì, c'è Fabio Campagnol, spero, in linea con noi per Charlize Muzzane e Tolmezzo. E allora, ci sono. Fabio, eccoti qua, scusaci, ma qua erano di argomento serio, prego. Allora, passa in vantaggio Charlize Muzzane. Ecco. Passato in vantaggio 10 minuti fa, cross dalla destra del portiere di Brechese, incrocia primo colpo di testa Fabbro, respinge il portiere, ribadisce in rete Monti sempre di testa. Bene, quindi si avvicina alla quota 40, dai. Sì, mancano 20. Bene. 19. Beh, siamo all'8ª, quindi va bene così, dai. Coraggio, ce la possiamo fare. Grazie Fabio, a più tardi, grazie. Grazie a voi. È bello avere questi... Se permetti, solo certo. 30 secondi, Giovanni, su quel discorso che stava portando avanti Mattia. In Inghilterra, se non ricordo male, intanto c'è l'Udinese in vantaggio con Di Natale. Bene, non l'ho visto, però buono. È stato Di un Natale. bellissimo gol. Di Natale ha rubato palla, è arrivato ai 16 metri, ha visto l'angolino libero del portiere, l'ha infilata dove nemmeno con le ali ci può arrivare. Dunque dopo 5 minuti e mezzo, Udinese 1, Atalanta 0, ha segnato, potete chiamare da casa per indovinare chi ha fatto gol. 2 gol del 200 in Serie A. Ecco, sì. Io vorrei che facessero vedere il replay invece di queste 1000 esultanze, perché non l'ho visto, stavo controllando gli aggiornamenti, perché anche in Serie D sono cambiate parecchie cose, adesso andiamo a vederle. Allora, gol, guarda come si beve, guarda, il passaggio, la respinta dalla difesa orobica, lui arriva come una faina e trova l'angolino. Secondo me in questa azione qua si vede l'inesperienza del difensore che fa un clamoroso errore, no? Ma soprattutto la preparazione tecnica di Di Natale, perché è stato incredibile come reazione. Sì, ma soprattutto il giocatore, il rapace dell'area di rigore, cioè anche a 37 anni, uno che il fiuto del gol ce l'ha sempre, no? Può anche giocare anche senza le scarpe. Comunque Mattia con una condizione fisica che l'anno scorso al girone d'andata non aveva, come si è preparato quest'anno. Cioè, l'anno scorso era veramente sulle gambe, quest'anno invece è una iena. Sì, anche perché dall'anno scorso è cambiato tutto, quindi è cambiata la squadra, è cambiato anche qua l'allenatore, lo soprattutto staff, diciamo. E quindi anche i metodi di allenamento, quindi poi dipende anche dai momenti. Sì. Però Di Natale, se andiamo a vedere poi i dati, ha sempre fatto gol. Sì, magari non ha fatto gol in alcune periodi dell'anno, però... Diciamo che l'anno scorso ha chiuso il girone d'andata con pochissimi gol, che ne ha fatti 13 al ritorno, no? 4 all'andata e 13 al ritorno. Comunque facendo tanti gol. Gli attaccanti normalmente hanno sempre gli alti e i bassi, devono sfruttare sempre il buon periodo quando gli va tutto bene. Sì. Ecco, adesso Di Natale che non se lo vede, che porta via palla all'avversario normalmente, è sempre da aspettare i palloni infatti questa azione è molto vengono, invece lì è stato bravissimo a entrare, Pollo magari come adesso, ha detto Omar, Pollo il difensore, però diciamo, cavolo, è anche vero che adesso Di Natale ha questo grande obiettivo da raggiungere, quindi ogni partita è affamato, no? Magari di superare anche un certo Roberto Baggio poi, no? Esattamente, lui ha le... ma adesso facevo i calcoli qualche tempo fa, può entrare nei primi, non dico arrivare sul podio perché il podio è un po' complicato, no? Pepiola è inarrivabile. Ha giocato Totti fino a 40 può arrivare secondo, perché ricordiamoci che c'è anche Totti. Attenzione, l'Udinese con avanti sulla destra, sulla sinistra, bella azione però, bravo l'esterno della Sampdoria ad anticipare. Atalanta.
Scusate, perché ho detto Sampdoria? Perché sono davanti a noi in classifica. Senti, ma quando conta Dejan Stankovic come motivatore all'interno di questo gruppo? Cioè un giocatore che secondo me 40 minuti in Serie A li può fare ancora, magari da libero, come giocava tipo Bigon una volta che giocavano dietro, giusto il discorso è un discorso simile a quello che si può fare per Mihajlovic, no? C'è questa scuola serba di grandissimi giocatori che poi una volta che appendono le scarpe al chiodo diventano allenatori e sono giocatori che tengono sul pezzo, no? Come si dice in gergo, i giocatori 24 ore su 24 per tutta la settimana e soprattutto durante le partite, quindi avere un allenatore in seconda con quell'esperienza, con quella grinta, con quel carisma è fondamentale. Certo. Io vedo che è d'accordo anche Pellizzari, che tanto è alla lavagna tattica. Infatti, sì, stavo per farlo intervenire. Ricordiamo che Pellizzari quando gioca l'Udinese in casa è il nostro ufficiale commentatore tecnico. No, lui è il tattico. Il tattico, esatto. È alla lavagna tecnica. Tu che vai a vela, il tattico è un elemento importantissimo. Mi stavo dedicando ad altro perché stavo aprendo la pagina dei testi per la Lorenza. Allora in Serie D cambia ancora qualche risultato, allora andiamo a ricapitolare la Serie D quando siamo giunti più o meno a 5-10 minuti dalla fine. Belluno Giorgione 0-0, Fontana Fredda Dro 0-1, Mezzo Corona Clodiense 0-1, l'Alto Vicentino triplica. Nel frattempo cos'è questo? Il replay del gol. Sì, è stato un errore di Carmona, che è il centrocampista, che ha cercato di gestire, di stoppare un pallone, però non si è accorto dell'arrivo di Di Natale. Togliamo pure il prefisso car. È stato una palla di Dunque, dicevamo, l'Alto Vicentino prende il largo con Montebelluno 3-0, a Tamai il risultato è inchiodato sullo 0-0, anche a Trieste alla fine d'ora 0-0, come ad Arzignano, dove l'Arzignano sta pareggiando con i biancoscudati Padova, e anche Union Pro Carase del Penga è 0-0, mentre invece a Santo Stefano, il Mori Santo Stefano è andato sotto con Legnago, quindi Legnago 1, Mori Santo Stefano 0. Ricordiamo che in eccellenza l'unico risultato che ci risulta cambiato è Charlie Smuzzane Tolmezzo 1-0, vediamo se dalla regia ci danno qualche aggiornamento. Sì, è proprio così, incredibile, in eccellenza dopo quasi tutto il primo tempo c'è solo una squadra appunto che è riuscita ad andare in vantaggio, che è il Charlis Muzzane. Secondo te, no? Sì. Tu come giocheresti l'1x2? Cioè, quali sarebbero i tuoi due segni? Adesso siamo anche un po' avvantaggiati perché c'è Udinese Atalanta 1-0, quindi lì sarebbe 1, ma Juventus Palermo tu cosa metteresti? Io metterei 2 perché è il 13. No, Juventus. Che però voglio dire, dopo quanto è passato? Un quarto d'ora? No, ancora 0-0. 10 minuti, Juventus Palermo ancora 0-0, voglio dire. Sì, non è adesso pizza e fichi. Cosa? Col Palermo la Juventus fase di studio? Attenzione dalla lavagna tattica. Prego, Palizzari. Delle domande. Sì. È finito il concorso per l'assegnazione del posto fisso di Valletta? No, lo sto facendo lei oggi pomeriggio. Oggi pomeriggio, quindi possiamo massacrarla? Assolutamente, accomodati. Prego. No. Hai da dire qualcosa? Mi preparo intanto. Si prepara, benissimo. No, perché sul vino magari non è tanto pronta. Sul vino ha però... già azzeccato Chardonnay con un passo avanti. No, però ho visto che sul calcio va via come spacca. Molto. È una tattica molto all'italiana. Sì. Palla lunga e pedalata. Pensavo facesse Catenaccio, ho detto anche Canovaccio, no? Allora, Cristian Bottoso, tu sei esperto di donne, cosa ne dici intanto della Giada? Ma sicuramente è una ragazza bellissima e avrà Solare. tutto il tempo e modo per presentarsi preparata a queste dirette. Ecco. Non è facile per nessuno, posso dire anch'io che è la prima volta, dunque... Sì. Però hai già rotto le balle come parli, voglio dire, so. perché ti stai dilungando. Tu mi conosci molto bene, la mia diretta al bar è molto meglio. Ecco. Allora, l'esperto di donne è perché lui ha vari metri di giudizio, Cristian Bottosso. Uno è dalle 12 alle 15 e lì diciamo è abbastanza obiettivo. Sì. Prego. Come orario o come età? Come orario? Scusami. Alle fasce orarie anche lui? Alle fasce orarie, esatto. Ci sono gli highlights oppure... No, nel senso che diciamo ora aperitivo le vedi già molto più belle, no? Ecco. Poi a fine serata sono tutte belle. Prego, Rick. No, nel senso che comunque c'è un assioma universale che è quello, cioè la bellezza richiesta di una donna è inversamente proporzionale alla quantità di alcol ingerita.
siamo tutti d'accordo. No, tra l'altro è un studio del premio Nobel, no? Questo, no? Assolutamente. Sì, assolutamente. No, a Stoccolma poi lo giudicano così. L'Università del Massachusetts ha dedicato 3 anni. La famosa Università friulana del Massachusetts, lo sai, no? Massachusetts. Allora, ricordiamo anche il gioco, continuate a giocare con noi fino alle 16, ci sono ancora 50 minuti, il gioco 1x2, eccolo lì. Juventus Palermo, Udinese Atalanta, le 2 partite da indovinare, in questo momento è X1, che si vincono queste 6 bocce di vino che sono... 3 di Chardonnay Vedi e 3 di Montepulciano Veneto. Vedi che bravissima. È la prima, no, la seconda o la seconda che ha detto Chardonnay, giusto? Penso sia la prima. Adesso prima devo o la andare un attimo a seconda? controllare l'RVM, ma mi No, sembra anche Maria l'aveva azzeccata domenica scorsa, che ci ha detto che a lei piace però di più Cabernet, mi sembra. Allora, ci fermiamo un attimo, c'è la pausa pubblicitaria e noi andiamo a sfondarci di pasta e di Coca-Cola, purtroppo... No, forse aspetta. Ma perché tu? Abbiamo il Dov'è? mirtillino. Ce l'hai lì, ecco, benissimo. Ce l'abbiamo qui, ce l'abbiamo qui. Ci vediamo tra pochissimo. Anch'io come loro ho scoperto sul campo i valori del rugby: amicizia, divertimento, rispetto, competizione. Sono Alessandro Zanni, giocatore della nazionale italiana di rugby. Ti aspetto sui campi da rugby. Pascià! A Pordenone c'è una grande novità. Nuovo Pascià, via Galilei, laterale Viale Venezia. Un ampio nuovo Pascià con pizzeria, sala biliardi, le nuove VLT e le più moderne slot. E con tante sorprese. Nuovo Pascià, ex Mr. Paul. Un nuovo spazio dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, le nuove linee, i nuovi colori per una nuova stagione di moda. Miotto Donna, e solo in questo periodo offerta promo su tutta la nuova moda, sconto del 20%, dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, Azzano Decimo. A Rauscedo, a pochi chilometri da Pordenone, sulla strada provinciale in via Belvedere, il mobilificio Lenarduzzi effettua una grande svendita a realizzo con sconti fino al 50% su tutta la merce esposta, fino a esaurimento scorte. 3.000 metri quadri di esposizione con vasto assortimento, dai soggiorni alle cucine, dai divani alle camere da letto e in tutti gli stili, arte povera, classico e moderno. E su richiesta e con una spesa minima te la portiamo direttamente a casa. Cucina in ciliegio è tua per soli 5.900 euro. Soggiorno tuo per soli 2.950 euro. Questa stupenda cameretta per i vostri figli ve la portate a casa per soli 2.800 euro. Mobilificio Lenarduzzi, da oltre 50 anni sul mercato del mobile, è in grado di soddisfare tutti i gusti e tutte le esigenze della clientela. Dall'alba a notte fonda c'è solo un indirizzo: Caffè Barocco Revolution, dalle 6:30 del mattino per la colazione con il caffè a soli 60 centesimi, a pranzo con piatti sfiziosi ed ottimi panini, per una pausa speciale il mitico Aperi Barocco, l'aperitivo barocco con buffet gratuito, e le grandi serate ogni martedì e sabato festona con il karaoke e Fabio, il venerdì le grandi band dal vivo e novità: i nuovi lunedì firmati Sarabanda Barocco, Caffè Barocco Revolution. I fratelli Bozzetto, da oltre 20 anni, offrono i più ampi servizi legati al settore tecno-immobiliare. Un'attività completa nel campo dell'edilizia, dalla progettazione architettonica alla costruzione e vendita diretta di mobili civili e industriali. Bozzetto, in via Tomate 2 a Pescincanna di Fiume Veneto. La cerveseria! Ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria! Oh, you got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. Le idee, la qualità, lo stile inconfondibile di chi veste la moda. Paolo Miotto, stile italiano, classico, elegante, sportivo. Il tuo stile nelle nuove proposte per una nuova stagione di moda. Paolo Miotto, stile italiano.
In centro, ad Azzano Decimo. Ai nostri figli piace il rugby perché è uno sport di squadra, divertente, di contatto, dove si impara il rispetto per gli avversari e per i compagni di squadra. Bentornati. Poi? Tutto qua? Inventa qualcosa, no? Di qualcosa, con questo sorriso che Bene, hai. bentornati, adesso ci saranno altre nuove notizie. Nuove notizie, infatti abbiamo subito una bella notizia che ci giunge, mi sembra, proprio da Fontana Fredda. Esatto, hai detto tutto tu, allora io che ci sto a fare? No, Vado non ho a detto casa, niente, ho detto non una so. bella notizia, non ho mica detto niente. Maurizio! Ehi, salve. Abbiamo pareggiato. Sì, con 40 premi. non mi sembri tanto contento. No, appena finito il primo tempo, adesso sto rientrando, stavo un attimo dando un po' di calma ai giocatori che sono un po' nervosi. No, niente, sul taglio di campo perfetto di Flore, mi pare, e anche andare in testa ha anticipato il portiere di uscita e la resta dentro. Tutto molto bello. Benissimo, allora hai visto che insomma l'importante era andare negli spogliatoi con l'1-1, vediamo il secondo tempo se il Fontana Fredda riesce a caricarsi appunto negli spogliatoi e a riuscire a portare a casa la posta intera. Grazie a Maurizio Mazzon da Fontana Fredda, finalmente una bella notizia dopo tante brutte notizie nelle domeniche scorse. Nel frattempo l'Atalanta è in avanti ma non succede assolutamente Ricordiamo niente. sempre 1-0, è l'unico risultato delle 3 partite in Serie A. Ben che 3 si gioca- partite? Oggi Ben pomeriggio, 3. ben 3 Ricordiamo oggi. perché le altre si giocano più tardi, perché le altre 4 squadre erano impegnate in Europa League e dunque di conseguenza vengono posticipate alle 18 3 partite, mentre Milan-Fiorentina si gioca alle 20:45. Poi come hai ricordato tu, martedì ci sarà un anticipo, 1 o 2 anticipi della prossima giornata, poi mercoledì sera alle 20:45 quasi tutte e giovedì un posticipo. Attenzione, Udinese in avanti, peccato. Per poco. Peccato però una bella azione, però... Era buona di Natale, mi è sembrata, vediamo qua. Vediamo qua. Era buona di Natale. Vabbè. Sai cosa? Ricorda vagamente, ti ricordi Italia-Inghilterra del 76? Benetti, primi di Causio, Benetti, Cross, Bettega. L'ho vista stanotte, no Luigi? L'abbiamo vista insieme stanotte, no? Italia-Inghilterra del 76. L'Italia. Mi manca. C'è sto qua, ma cosa ti tiri fuori Costantini? Dai. Ma io sono preparato sul caso. Collegamento. C'è un altro messaggio che volevo leggere, ma siccome è scritto un po' in dialetto, io col dialetto tu sai, non lo so parlare, lo traduco in italiano, che dice: guarda lì, ma c'è anche Friends in pole position. Mi sono persa le presentazioni. Male. Non so chi sia, ma immagino parli dei ragazzi del barocco. Penso di sì. Roba vostra? Secondo me È roba vostra. Parlando di Friends. Poi c'è un altro messaggio che è per te, GP, e dice: simpatico Giova, ma ti preferisco di persona, puntini puntini, C uguale Lucia. Adesso vedi te chi è. Poi c'è un altro messaggio che è arrivato adesso per l'avvocato, lo leggiamo tra poco perché prima c'è Martina per parlarci e darci aggiornamenti riguardo al rugby. Tu intanto pensa, GP, pensa. Tua madre forse, può essere mia suocera, può essere, sì. Ma mi ha già visto in televisione. Cosa c'è? Scusa Gemma, non ho capito. Non c'è un collegamento. Sì, c'è un altro messaggio per l'avvocato, leggiamo tra poco perché prima c'è Martina per il rugby. Ah sì, sei scusami andato in Martina. totale tu, sei rimasto fermo a pensare chi fosse. Stavo cercando di capire chi è Lucia, tu non sai perché tu ti chiami... magari una di quelle dell'altra sera al Gallone si chiamava Lucia? No. No. Quindi non può essere nessuna di voi? Vabbè, raccontaci Nessuna di noi. Raccontaci Martina cosa succede. Allora, si è concluso il primo tempo con 14 punti per il Tarvisium, mentre l'Udine si è portato a 11 punti. È una partita difficile questa, sono due squadre più o meno che giocano allo stesso livello. Il Tarvisium è una squadra molto ben preparata, ha giocato i primi minuti del primo tempo principalmente in attacco, poi anche l'Udine si è fatto vedere. Abbiamo sprecato un'occasione di andare in meta alla fine del primo tempo, però adesso abbiamo ancora un po' di tempo per rifarci.
vediamo come va, speriamo bene, possiamo ancora farcela perché la distanza di punteggio è molto piccola, insomma, sono solo 3 punti. Anche perché Martina, noi ci eravamo visti all'inaugurazione giovedì al Gallone dal nostro amico Enrico, tra poco partirà l'intervista che hai fatto proprio ai ragazzi e nonostante il Tarvisium, insomma, fino adesso è stata una schiacciasassi nella partita che hai giocato, stanno facendo quello che ha dichiarato nelle interviste, cioè ce l'avrebbero messa tutta e il risultato sta dando ragione, insomma. Sì, speriamo di sì, speriamo che i ragazzi della Rugby Udine riescano a portarsi a casa anche questa partita, è una partita importante questa, però appunto è altrettanto difficile. Bene, Martina ti ringrazio, naturalmente ci sentiamo più tardi per gli aggiornamenti. Grazie a Martina Forgiarini. Grazie a voi. Grazie, tra poco mandiamo il servizio, girato giovedì sera, in questo caso, attenzione, mamma mia. In 5 minuti l'Atalanta ha un po' schiacciato l'Udinese nella sua area. Adesso stiamo giocando in contropiede, c'è una bellissima azione di Natale, quello che dovrebbe fare Zubino a Pordenone. Veramente, lasciamo stare. L'unica cosa, no, in comune hanno una cosa, l'età, appunto, no? In comune hanno una cosa, l'età, 37-37. L'età è quella. Sì, l'età è quella, appunto. Va bene, l'Udinese in attacco, ma insomma non si è successo niente. Gemma. C'è un aggiornamento per la promozione A, sempre Lignano Porcia, 1-2 in questo caso. E poi c'è questa domanda per l'avvocato Tirelli, in quanto esperto sia di calcio che di donne. Eccoci. Ecco. Qua si sono confusi perché l'esperto di donne è Cristian Botosso, ma in questo caso... Ci portano già via... Allora, la domanda la rivolgiamo sia a Mattia Tirelli, esperto di donne, ma anche all'esperto di donne, Cristian Botosso. Ok, io sinceramente è una domanda che non capisco perché giustamente non sono esperta né di donne né di calcio. Poi forse lui è quella che non capisci, ma andiamo avanti. Comunque, chi preferisce Marco Rossi o Calù e perché? Ma chi è questo? Mattia. Lascio la parola all'avvocato. Sì, assolutamente. Soprassediamo. Non merita alcun tipo di risposta. Ecco, benissimo. Ma di cosa sta parlando? Di giocatori di calcio? Sì, di giocatori, chiaramente. Attenzione, uscita. Passaggio millimetrico all'indietro e per poco non ci scappa il 2-0. Adesso l'Udinese sembra uscita un po' da quei 3-4 minuti che avevamo detto prima, il possesso palla atalantina, sta costruendo diverse palle gol, vediamo anche questa conclusione, peccato alto. Stanno provando i piloni nuovi dello stadio. Pellizzari, questa azione qua, insomma. Beh, anche quella precedente, la fotocopia, direi. No, ma dico questo tiro, guarda, c'è anche il replay, guarda. Cosa dici? Il tiro è finito alto comunque sopra la porta, esattamente come il precedente un minuto fa. Diciamo che forse è un problema di scarpe. Sai cosa? Sì, prego. Visto che l'azione in fotocopia, possiamo dire che è dello stesso toner. Ecco, benissimo. E allora, siccome sembrava un tiro di quelli che si vedono a rugby più che a calcio, casualmente abbiamo intervistato meglio Maria e Martina, hanno intervistato i ragazzi della Rugby Udine, casualmente in un locale che casualmente è inaugurato giovedì, di cui casualmente Enrico Pellizzari è uno dei 4 titolari. Allora, via col servizio, girato con gli amici della Rugby Udine al Gallone giovedì sera. Prego regia. Rieccoci da Telepordenone, abbiamo con noi il titolare Enrico, uno dei titolari, Enrico Pellizzari. Non era questo, potevamo lasciarlo comunque andare, voglio dire. Sì, per ore di pellicola? Abbiamo sbagliato il bobinone, la pizza. Enrico? La bobina, abbiamo sbagliato, ma può succedere perché parlavamo del rugby. Bello della diretta, si dice. Sì, ma infatti siamo in diretta, infatti ci stanno scrivendo gli amici, tra un po' se... Ed eccoci qua con Telepordenone al Gallone, in presenza di Martina e della nostra squadra di rugby più amata dal Friuli, Rugby Udine 1928. Martina, do la parola a te. Grazie. Allora, domenica la Rugby Udine si è portata a casa un'importante partita contro il Valsugana, vincendo 41-17. Riccardo, cosa ci dici della partita di domenica scorsa? Guarda, è stata una partita molto bella, un cambiamento grande dalla partita precedente. Siamo stati molto cinici nel primo tempo e abbiamo fatto valere un po' la nostra voglia di riscatto.
invece questa domenica giocherete a Treviso contro il Tarvisium che attualmente è prima in classifica. Questa partita, cosa vi aspettate da questa partita? È una partita molto difficile sulla carta, è un campo sempre molto ostico, vengono da 2 vittorie e sono una squadra molto tosta. Nell'amichevole pre-stagione ci hanno battuti, perciò c'è molta voglia di rivincita, però sarà una partita senz'altro dura. Sì, avete anche già studiato i vostri avversari, qual è il loro punto più forte? Ma non hanno un punto forte preciso, credo che sia una squadra che ha giocato insieme per tanti anni e insomma ha i meccanismi ben rodati. Diciamo che Amedeo è stato capitano là per quasi 4 anni, perciò lui li conosce meglio e ci darà qualche dritta di come affrontarli. Sì, ultima cosa, gli obiettivi per questa stagione che è partita molto bene. Guarda, noi non ci siamo prefissati obiettivi molto grandiosi, soprattutto per rimanere senza pressione. Noi giochiamo partita per partita, chiaramente vorremmo fare il girone dopo di promozione, non quello di retrocessione, questo credo che sia normale. In questo momento stiamo andando bene, però come puoi ben sapere, settimana scorsa abbiamo fatto male, questa abbiamo fatto molto meglio, perciò bisogna rimanere coi piedi per terra. Presentiamo anche gli altri ragazzi che giocano assieme a Riccardo in Serie A, siamo insieme a Gabriele Signore. Salve, sono Gabriele Signore, vengo da Lecce, quest'anno gioco per la Rugby Udine. Grazie. Luca Bagolina, Vengo da San Donà, sì. Ok. Riccardo da Col, Sì. anche lui di San Donà. Sì, Rugby San Donà. E Robin Finn, che vieni New Zealand. da New Zealand? Sì. San Donà. Oh, San Donà, l'anno scorso, sì. Ok, grazie. Un servizio girato al gallone con gli amici del Rugby Udine che ricordiamo alla fine del primo tempo con la difficile trasferta di Treviso col Tarvisio stanno perdendo sì ma non di molto, 14-11. Gemma? Sì, ci sono appunto le uniche 2 variazioni di eccellenza attualmente sono Charlis Buzzaneto al mezzo, lo ripetiamo, 1-0 e poi Zaule Rabuiese e Cordenos 1-0, per il resto tutto 0-0. Bene, 0-0 allora anche a Tamai dove c'è per noi Fulvio Ferone. Fulvio Ferone, allora primo tempo finito sullo 0-0, com'è stato questo primo tempo? Sì, Giovanni, ciao, buon pomeriggio, bello, appena iniziato il secondo tempo, c'è stata una supremazia della Sacilese ma non evidentissima e adesso appena iniziato il secondo tempo con un gran tiro da fuori area della Sacilese che c'è un corner, ecco, nulla di fatto, e se vuoi ti passo l'avvocato che ti fa la diagnosi perfetta della partita, ok? Benissimo, allora diagnosi dell'avvocato Mazzarà su questo primo tempo. Uno scontro, riportiamo, importantissimo tra la quarta e la quinta in Serie D, ovvero sia Sacilese e Tamai. Prego Maurizio. Eccolo qua, perfetto. Questa è la nostra tecnologia avanzatissima del 2014, ma può succedere. Allora ricapitoliamo quando cominciano i secondi tempi in Serie D, i primi tempi: Belluno Giorgione 0-0, Fontana Fredda Dro 1-1, Mezzo Corona Clodiense 0-1, all'Alto Vicentino Mara Maldeggia Montebelluna per 4-0, Tamai Sacilese e Triestina alla Fenadora 0-0, i bianco scudati Padova sono andati in vantaggio alla fine del primo tempo sull'Unione Arzignano per 1-0, Union Pro Cras Le Pen 0-0 e a Mori Santo Stefano, scusate, Legnago 0-1, mentre in eccellenza, come sentivamo, solo 2 risultati si sono sbloccati, Charlis Muzzane Tolmezzo 1-0 e Zaule Rabuiese 1-0. Mi dicevi, Omar, che il portiere dell'Udinese sta facendo il fenomeno. Sì, no, nel periodo non collegato, quando stavamo mostrando appunto il servizio dal gallone, c'è stata un'azione pericolosa in area, un retropassaggio, Carzeni si è dimostrato non solo bravo con le mani ma anche coi piedi, perché è riuscito a dribblare consecutivamente 2 giocatori dell'Atalanta, prima di destro, si è riportato indietro il pallone, l'ha messo sul sinistro, ha passato al suo compagno di squadra, penso a Danilo, per poi, come si dice, scaricare in avanti. Questo dimostra ancora una volta la sicurezza di questo portiere
che è arrivato a Udine non a caso, perché in effetti era arrivato a Udine proprio per sostituire Simone Scuffet, Esatto. che era già in viaggio per Madrid. Ecco, e ricordiamo che era già dell'Udinese in quanto giocava da 2 anni a Granada Carzanis, no? Carzenis, scusatemi. Quindi il posto ci vedono sempre più lungo di tutti, no? Perché non l'hanno preso quest'anno dopo il bel mondiale, era già loro in Spagna da un paio d'anni. E questo è importante perché c'è una persona qua dentro che di calcio ne sa tra l'altro, scusa Giovanni, Prego. Scuffet da oggi è in panchina, è rientrato, dopo l'infortunio insieme a Meret, insomma è in panchina quest'oggi. Non c'è Berkic. Non c'è Berkic. Questo ormai è diventato un po' un oggetto misterioso a Udine. È volato via col drone l'altro giorno a Belgrado. È entrato anche Chelava da Carpi. Sì, Chelava tanto proprio è rientrato lui volontariamente. No? Sì. Lo dicevo perché qua poi c'è una persona che di calcio ne sa particolarmente tanto, perché è stata una delle prime a organizzare, a diciamo cambiare il gioco del calcio inventandosi il calcio balilla umano, ovvero sia parlo di Lorenzo Nardo che 3 estati fa ha detto mi sono rotta le balle di vedere 11 contro 11 tutti liberi, mettiamo 4 stecche e li leghiamo. Ecco, raccontaci questa esperienza perché sei stata la prima a partire, poi è esploso questa cosa. Come ti è venuta in testa sta cosa? Ma l'abbiamo visto in internet, tipo c'era a Milano, era esplosa un po' la moda di questo calcio balile umano. L'abbiamo visto, ci è piaciuto un sacco e quindi abbiamo pensato di proporlo ad Azzano. Ecco. Boh, vabbè, è stato un sacco di curiosità, chiaramente, perché sono appunto tutti quanti legati, eccetera. Quindi abbiamo avuto un botto di iscrizioni e di partecipazione. È stata molto divertente, soprattutto c'era il terzo tempo anche lì. Che più che Quella è stata la parte divertente, la più che terzo, la Coppa Chiosco, più che terzo tempo diventava anche un quarto e un quinto, mi sembra, sì, no? Sì. Ho vaghi ricordi, perché anche io partecipavo, quindi ho vaghi ricordi di quei terzi, quarti e quinti tempi. Gemma? Come ci mancava Fulvio Ferone per Tamai Sacilese, ce l'abbiamo in onda, ma perché c'è qualche novità, ovviamente. Allora qualcosa succede a Tamai, prego Fulvio. Sì, pronto Giovanni. Cos'è successo? Sembrava altro, voglio dire, non proprio un'azione di calcio. Sempre di azione sembrava, ma non di calcio. Comunque c'è stato un contropiede velocissimo di Furlan, che è arrivato davanti al portiere, ha passato la palla in mezzo all'area di rigore a Pavan, che da 5 metri l'ha buttata dentro. Nota bene che la Satilese aveva avuto 2 occasioni da gol, che per insomma ha fatto 2 mezzi miracoli. L'azione seguente, sai com'è il calcio? Si attacca e segnano gli altri. Quindi Sì, dimmi. Quindi Tamai 1, Sacilese 0. Sì, Tamai 1, Sacilese 0 al quinto minuto del secondo tempo. Bene. Quindi il Tamai a dopo, grazie Fulvio, Tamai si conferma una squadra veramente interessante. Ricordiamo in panchina c'è, e gli faccio gli auguri un giorno in ritardo, c'è quel grande Stefano De Agostini, ancora auguri a Stefano De Agostini, ieri ha compiuto 50 anni, un allenatore molto giovane. Che però io ribadisco, l'anno scorso un po' miopi a Pordenone, era libero, forse cambiava qualcosa, non sei d'accordo Mattia? Ovviamente ma in che termini? Per quest'anno intendi? No, già l'anno Comunque, scorso. L'anno scorso poi il Pordenone ha vinto il campionato. Sì, vabbè, lasciamo stare. Sì, Stefano De Agostini è un allenatore molto preparato, quindi sinceramente un allenatore che poteva tranquillamente allenare il Pordenone, dopodiché... Nel frattempo di Natale si sta bevendo tutto. Terò, grandissimo gol! Gran gol di Terò cosa ha fatto? Al 35esimo minuto. Pensate, aveva al minimo 2 avversari attaccati, 2 o 3, insomma, si sono attaccati dietro come delle piovre, è rimasto in piedi, se li ha portati a spasso per circa 20 metri di campo e poi ha tirato fuori quel tiro a effetto che non ha lasciato scampo al portiere. Dunque Udinese 2, Atalanta 0. Un altro suo posto avrebbe cercato di arrivare in area di rigore. Eccolo, vediamolo. Vedete, il primo avversario gli si attacca dietro, poi ne altri 2, vedi, si vedono lui potrebbe andare a cercarsi il rigore, invece è rimasto in piedi da grande attaccante. È incredibile, complimenti. Poi un po' se lo merita, grande acquisto, ma se lo merita perché è stato abbastanza sfortunato in questo inizio campionato, no? Sì, però è un acquisto che è un po' passato in secondo piano, no? Sì. Non si è parlato tanto di Terò. Terò è un giocatore importante per la Serie italiana. Perché l'amorosa di Terò non è gnocca come quella di Cone, questo è il problema. Sì, ma anche... O quella di Stramaccioni, vero Pellizzari? Scusa, stavo guardando il calcio balilla umano. Non l'avevo mai visto, stavo cercando di capire un po'. Ti piaceva il legato? Ti piaceva il legato? Sì, mi piaceva. Maurizio Mazzon per Fontana Fredda Dorò con altre novità. E allora Maurizio? Niente, abbiamo segnato tanto in vantaggio con Lauro Florian. Ma un po' più di entusiasmo vorrei, questi collegamenti. No, sì, perché ci mancherebbe altro, no, abbiamo fatto una splendida azione
percussione, prima con Grotto, poi in sovrapposizione Nastri, è arrivato sul fondo, l'ha messa indietro un bel cross e di testa Lauro ha staccato tutto molto bello. Bene, benissimo. E allora Fontanafredda 2, draw 1, grazie a Maurizio Mazzon da Fontanafredda, finalmente dopo qualche domenica lo sentiamo bello ringaluzzito e ricordiamo il vantaggio dopo il quinto minuto del secondo tempo, Tamai Sacilese. Parlavamo prima in presentazione ospiti, attenzione, niente, successo niente, parlavamo prima con Massimo Piubello di quando io avevo ancora i capelli, voi direte c'era un periodo, sì, più o meno tanti anni fa, si parla di 30. Anche tu hai avuto Anch'io ho avuto i capelli. E io mi ricordo che in quegli anni, prima dell'avvento di Zico ad Udine, no, dopo l'avvento di Zico ad Udine, o prima e dopo... È subito dopo che hai perso i capelli? No, ce l'avevo ancora con Zico, dai, cavolo, avevo 16 anni quando c'era il Zico, porca miseria. Veramente? Sì, è 84. Chi l'avrebbe detto? Anch'io sono stato giovane. No, dicevo che l'Udinese viaggiava tra la A e la B e non c'era alcun'altra squadra di calcio in Friuli Venezia Giulia a certi livelli, e invece in quel periodo nel basket c'erano Udine, Trieste e Pordenone e poi qualcun altro, no? Gorizia, perdonami, in Serie A, quella volta era Serie A e Serie A1 e Serie A2. Serie A1 e Serie A2. E io mi ricordo che a volte noi si andava prima a vedere in Serie B l'Udinese allo Stadio Friuli e poi andavamo a vedere Massimo Piubello che giocava con la Snyder. Poco. Beh, comunque c'eri, mi ricordo. E poi si andava, usciti da lì, si andava a vedere in Serie A1 la Snyder. Attenzione ancora l'Udinese, scusami Massimo, eccolo qua, no, peccato. Pallon di Di Natale, ma Mamma per mia. pochi centimetri non è entrato. Una bellissima giocata di Di Natale che poteva tirare e fare quello che voleva, invece si è inventato un tocco a effetto e per poco, insomma... Diciamo che gli è andata... Cosa poteva fare? È come il gol che ha fatto la Ternana più o meno in Coppa Italia, questo, sì. Comunque è in forma oggi, Sì, sì, oggi sono sì. giocate da campioni, queste? Sì. Torniamo a questo. Allora, invece poi, passato questo tempo, si è tutto sfaldato in Friuli Venezia Giulia, no? Il movimento del basket. Tu poi sei stato anche un grandissimo dirigente sportivo a Verona, nel basket a Verona. Come è successo, Massimo? Com'è stata la predominanza economica del calcio? Ma in realtà del calcio parliamo solo dei posti in Friuli, non è che parliamo di tanti altri. O il fatto che Snyder si è ritirato e nessuno è subentrato? No, forse Udine e il Friuli Venezia Giulia per una volta sono arrivati prima degli altri. Nel senso che la crisi che poi ha colpito il mondo del basket ha colpito forse prima noi, perché fondamentalmente è basato su personaggi, imprenditori e quanti altri hanno possibilità economica che reggevano fondamentalmente queste società. Certo. Purtroppo il basket è un gioco assolutamente a perdere come sport, per come è organizzato, e di conseguenza o qualcuno ha disponibilità economiche per poter mettere dei quattrini veri, se no è veramente difficile andare avanti, insomma. Quindi forse siamo arrivati prima degli altri su una crisi che poi è conclamata in questo momento. E quindi vi siete inventati quest'anno, per rinverdire i fasti anche di giocatori che non militano più per motivi d'età, credo anche in certe categorie, questo campionato a 2 gironi della WISP. Ci racconti che cosa ieri si è svolta la seconda giornata, tra parentesi? Questo non è che ce lo siamo inventati adesso, cioè è un campionato che è giunto alla sua 28esima edizione. Beh, più o meno è giovanissimo, dai. Quindi ecco, Guarda me. nacque già proprio in quei tempi che tu stavi citando. Sì. Da 3 anni io, assieme ad altri amici, ci siamo presi onere di organizzarlo in modo, direi, professionale, seppure assolutamente dilettantistico. E quindi stiamo crescendo moltissimo come movimento, tanto che oggi come oggi abbiamo più di 40 associazioni iscritte, abbiamo 2 campionati, uno di Serie A1 e uno di Serie A2, con 4 gironi. Quindi sicuramente un movimento che è dato sì da giocatori, da ex giocatori della FIP, però sta come dire, coinvolgendo anche molti giovani, anche perché a livello di tasse gara, di costi di campionato e quant'altro siamo sicuramente a livelli inferiori rispetto alla Federazione Italiana Pallacanestro. La federazione quella regolare. Abbiamo un movimento molto molto interessante che sta crescendo, tra le altre cose grazie al consigliere Maione
stiamo valutando anche l'opportunità di creare un campionato femminile, quindi il nostro esperto qua presente di donne potrebbe essere interessabile, se vuole farsi da testimonial. Niente, ti troviamo anche lavoro. È sicuramente una bella esperienza, un'esperienza che io, che ho avuto la fortuna anche di fare il professionista come dirigente, ti dà molto, perché vedi lo sport vero, lo sport genuino, chiamiamolo. Certo. Ti interrompo un attimo perché c'è Gemma lì. Sì, ci mancava di nuovo Fulvio Ferone, no? Quindi siamo andati a ripescarlo per Tamai Sacilese. E allora a Tamai si sta muovendo qualcosa dopo questo primo tempo. Prego Fulvio. Sì, ha pareggiato la Sacilese con un gol di Cima su punizione a 25 metri. Secondo me Persone non è immune a colpe, perché si era angolata ma era a mezza altezza, quindi da 25 metri l'ha uccellato un po' troppo per i miei gusti. Comunque è una bella partita, adesso c'è la Sacilese in avanti, nulla di fatto. Comunque 1-1 all'11°, 2 gol in 5 minuti. Nota bene che il Tamai un minuto prima aveva avuto un'occasione colossale con un tiro dal limite dell'area, da solo era il numero 2 Petris, ma tiro fiacco. Certo. Quindi il portiere non ha avuto problemi. Comunque è una bella partita. Va bene, grazie Fulvio, naturalmente. A te, a dopo. Naturalmente linee aperte, dunque a Tamai è una partita che si dava come una partita frizzante, il primo tempo è un po' così, però vedete che in questi primi minuti del secondo tempo si sta movimentando. Ma Massimo, pensi che si potrà tornare per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, perché il Veneto ha qualche squadra insomma in A1, ad avere una rappresentante a certi livelli nel basket, o proprio qua oramai è tabula rasa, come dicevi tu, quando se ne sono usciti i grandi imprenditori che hanno detto boh, ci siamo scassati di buttare via una valanga di soldi? Ma in questo momento c'è una situazione abbastanza difficile a Trieste, seppur giochi nella seconda lega, quindi in quella che oggi viene chiamata come Serie 2 Gold, dove però ci sono degli evidenti problemi economici, seppur è una società abbastanza politicizzata, quindi questo forse fa il pari con la Triestina. Seppur loro sono ancora in un campionato professionistico e quindi hanno ancora abbastanza visibilità, scusate. Per il resto qua a Udine abbiamo l'opportunità che la GSA, il gruppo GSA sta dando, investendo parecchio in Serie B, quindi nella quarta serie nazionale. C'è ambizione, c'è programmazione, certamente non sarà facile arrivare al top. Ritengo che sia una problematica, come dicevo prima, a livello... Mamma mia, scusa. Mamma mia, non era per me. Per una punizione di Natale Di Natale al bacio che fa la barba al palo. Intanto scusa, Chievo 1, Genoa 0. Ecco, si sblocca il primo, dopo l'Udinese, la prima partita che si sblocca, pensate, quando siamo più o meno alla fine dei primi tempi. Prego Massimo. Quindi dicevo, qua Udine, il gruppo GSA sta sicuramente facendo bene, certo che ci vorrà del tempo, se non altro per scalare. Come sapete benissimo, nello sport non è così facile investire dei quattrini per poi avere dei risultati. Certo. E quindi niente, dobbiamo ancora soffrire. Io sono sinceramente, visto le esperienze che ho avuto, che ho fatto e quant'altro, molto più preoccupato per quello che è il movimento cestistico in generale dell'Italia, come per il calcio in questo momento. Quella che noi andiamo a nascondere dietro una crisi economica, una crisi contingentale di tutti quanti, nella realtà è forse la mancanza di dirigenti e la mancanza di organizzazione con dei fini e delle programmazioni che portino a dei risultati tecnici, organizzativi, prima che di mero spettacolo. Ma avete un Tavecchio nel basket? Non sono tesserato FIP e quindi posso dire quello che voglio, esatto. Ma vorrei farti chiudere la trasmissione perché magari qualcuno che sente il calcio anche nel basket, quindi preferisco un bel no comment. Ti astieni? Perché beh, tanto le ha sparate Mazzarella, puoi fare anche tu. Ma lui è avvocato. Insomma, devo essere sincero, in regione siamo veramente in una botte di ferro, perché sia il presidente Bardini che il presidente della FIP provinciale di Udine, sia il presidente regionale che Adami, sono due persone assolutamente di grande spessore. Certo, per loro non è così facile lavorare in una situazione in cui le società di base, le società da cui dovrebbe partire
e reggersi, su cui dovrebbe reggersi tutto quanto il movimento, sono massacrate da dei costi gestionali imposti dalla Federazione Italiana Pallacanestro, e parlo di Roma, veramente assurdi. La Federazione Italiana Pallacanestro è una delle poche federazioni in Italia con i budget in attivo. Infatti il buon Petrucci, ex presidente CONI, quando non ha potuto più essere rieletto al CONI, seppur lui era un uomo di calcio, è tornato alla Federazione Italiana Pallacanestro. Allora questo ci deve far riflettere, perché se uno del calibro di Petrucci non va nella federazione più importante, con più visibilità e cos'altro, come il calcio, ma torna indietro nella pallacanestro, dove era peraltro già stato, c'è un motivo. Senti, forse perché si può lavorare rispetto al calcio, probabilmente. Sì, si può lavorare, però ribadisco, visto che non sono tesserato, lo dico, non è possibile però che, non so, io sono stato coinvolto come imprenditore quando mi hanno chiesto di organizzare delle partite della nazionale a Trieste. La Federazione Italiana Pallacanestro, non parlo della regionale ma della nazionale, hanno rifiutato un albergo a 4 stelle, anzi 5 stelle di assoluto valore, che io utilizzo di norma negli eventi che organizzo a Trieste, perché volevano essere in albergo in Piazza Unità d'Italia, e hanno imposto a colui il quale poi ha preso in mano questa organizzazione, aperta parentesi la federazione stessa col comitato regionale con i soldi delle società locali, imponendo questo albergo e pagando loro la differenza. Allora io non credo che i giocatori della nazionale italiana pallacanestro sarebbero stati così male in un albergo 5 stelle invece che in un albergo 5 stelle plus in Piazza Unità d'Italia. Va bene, forse quei soldi lì potevano essere devoluti al settore giovanile o quant'altro, che invece è massacrato da, magari non tanto il settore giovanile quanti le serie minori sono massacrati da tasse, gare e quant'altro veramente assurde. Quindi anche nel basket c'è qualcosa che non funziona, come d'altra parte purtroppo in tante federazioni. Ecco anche il motivo forse di, a parte qualche sport, ricordiamo naturalmente la scherma, dove anche ultimamente le ragazze si stanno facendo valere, ma non è che l'Italia sta facendo grandissime figure, soprattutto negli sport principali, a parte l'esclusione della pallavolo femminile che è arrivata quarta, però insomma ha un po' entusiasmato tutta Italia. Giovanni, proprio 10 secondi. La femminile, che non doveva neanche arrivare alle fasi finali, è arrivata quarta perché ha pagato, diciamo così, dazio per l'inesperienza di alcune sue giocatrici. I maschi, invece, che erano favoriti al mondiale, sono usciti subito. Vabbè, e questa è la particolarità dello sport, no? Come si dice, chi ha fame e chi non ha fame. Allora, in Serie D nel frattempo cambiano 2 risultati: a Mezzocorona la Clodiense raddoppia e quindi Mezzocorona 2, Clodiense Mezzocorona 0, scusatemi, Clodiense 2, e a Montebelluna riesce a segnare all'Alto Vicentino, quindi Montebelluna 1, Alto Vicentino 4. Il Cras Repen in questo momento va in vantaggio sull'Union Pro, buono questo per gli amici di Monrupino, e quindi Union Pro 0, Cras Repen 1. Quindi questi 3 aggiornamenti alle 15:50. Io direi adesso che la Serie A, se vuoi. Hai la Serie A, finale di Serie A? Importante. Prego, via. Allora, Chievo 1, Genoa 0, Juventus 1, Palermo 0, dunque per il nostro gioco, e Udinese Atalanta 2-0. Allora, ricordiamo proprio il nostro gioco, perché adesso che c'è la pausa tra il primo e il secondo tempo, sono gli ultimi 15 minuti che gli amici possono giocare. Allora, se ricapitoliamo questo gioco. Ok, allora, il gioco 1 per 2. Ecco, brava. Allora, bisogna indovinare il segno delle 2 seguenti partite: Juventus Palermo e Udinese Atalanta. I vincitori vinceranno ben 6 bottiglie di vino, 3 di Chardonnay e 3 di Montepulciano d'Abruzzo. Ecco, io voglio ricordarvi che non sono queste 6 bottiglie qua, perché vista la platea che abbiamo in studio, io elimino ovviamente l'avvocato Tirelli e Massimo Piubello, queste 6 bottiglie fanno una brutta fine, quindi non sono queste, se sono altre, per fortuna, grazie agli amici del Bar Pascià. E allora fermiamoci già, andiamo in pubblicità, che siamo solo in ritardo di 15 minuti, quasi 20, prego. Torneremo tra poco, restate con noi. Grazie, a tra poco. Anch'io, come loro, ho scoperto sul campo i valori del rugby: amicizia, divertimento, rispetto, competizione. Sono Alessandro Zanni, giocatore della nazionale italiana di rugby. Ti aspetto sui campi da rugby. Pascià! A Pordenone c'è una grande novità. Nuovo Pascià, via Galilei, laterale Viale Venezia. Un ampio nuovo Pascià, con pizzeria, sala biliardi, le nuove VLT e le più moderne slot. E con tante sorprese. Nuovo Pascià, ex Mr. Paul.
Un nuovo spazio dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, le nuove linee, i nuovi colori per una nuova stagione di moda. Miotto Donna, e solo in questo periodo offerta promo su tutta la nuova moda, sconto del 20%, dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, Azzano Decimo. A Rauscedo, a pochi chilometri da Pordenone, sulla strada provinciale in via Belvedere, il mobilificio Lenarduzzi effettua una grande svendita a realizzo con sconti fino al 50% su tutta la merce esposta, fino a esaurimento scorte. 3.000 metri quadri di esposizione con vasto assortimento, dai soggiorni alle cucine, dai divani alle camere da letto e in tutti gli stili, arte povera, classico e moderno. E su richiesta e con una spesa minima te la portiamo direttamente a casa. Cucina in ciliegio è tua per soli 5.900 euro. Soggiorno tuo per soli 2.950 euro. Questa stupenda cameretta per i vostri figli ve la portate a casa per soli 2.800 euro. Mobilificio Lenarduzzi, da oltre 50 anni sul mercato del mobile, è in grado di soddisfare tutti i gusti e tutte le esigenze della clientela. Dall'alba a notte fonda c'è solo un indirizzo: Caffè Barocco Revolution, dalle 6:30 del mattino per la colazione con il caffè a soli 60 centesimi, a pranzo con piatti sfiziosi ed ottimi panini, per una pausa speciale il mitico Aperi Barocco, l'aperitivo barocco con buffet gratuito, e le grandi serate ogni martedì e sabato festona con il karaoke e Fabio, il venerdì le grandi band dal vivo e novità. I nuovi lunedì firmati Sarabanda Barocco, Caffè Barocco Revolution. I fratelli Bozzetto da oltre 20 anni offrono i più ampi servizi legati al settore tecno-immobiliare. Un'attività completa nel campo dell'edilizia, dalla progettazione architettonica alla costruzione e vendita diretta di mobili civili e industriali. Bozzetto, in via Tomate 2 a Pescincanna di Fiume Veneto. La cerveseria! Ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria! Oh, you got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. Le idee, la qualità, lo stile inconfondibile di chi veste la moda. Paolo Miotto, stile italiano, classico, elegante, sportivo. Il tuo stile nelle nuove proposte per una nuova stagione di moda. Paolo Miotto, stile italiano, in centro ad Azzano Decimo. Ai nostri figli piace il rugby perché è uno sport di squadra, divertente, di contatto, dove si impara il rispetto per gli avversari e per i compagni di squadra. Senti che bello Giada, tutti che parlano, proprio come essere in salotto qua, altro che essere in diretta. Ma tu sai chi è quella ragazza là, fattucchiera? Guarda, sembra zia Amelia. Ma no! Oh, sì, guardala, non sembra zia Amelia, guardala. GP, tra l'altro oggi sei insieme a due pietre preziose, che sono Gemma e Giada, quindi datti una calmata. Se vuoi porto anche il mio cane Jade. Esatto, perché è una pietra, anche Jade è una pietra preziosa? Giada in inglese, Jade. Ah, non lo so, io ormai ho perso... Hai perso tutto. Comunque una volta tanto non devo guardarla così come le ultime 2 puntate, riesco anche a tenere la testa abbastanza dritta, devo dire che però ha i tacchi molto alti, una che non è più alta di me, ecco. Se fosse senza tacchi, cara la mia Giada. Abbiamo in linea il nostro inviato per parlarci di Charlene Smuzzane e Tolmezzo, e c'è Fabio Campagnoli. E allora Fabio, come andiamo? Sì, doppio vantaggio del Charlene sul rigore creato da Fabbro e trasformato da Fabbro stesso. Ma aspetta, perché bisogna dirlo, c'era il rigore o no? No, c'era, è stato trattenuto in area anche
anche gli avversari non hanno Protestato. la scelta dell'arbitro. Ma nel complesso, questa partita... Nel complesso, devo dire la verità, adesso è più pericoloso il Tolmezzo come nel finale del primo tempo, così i primi 20 minuti, 25 minuti del secondo tempo. Quindi diciamo che il Tolmezzo, vabbè, avete sfruttato questa occasione, anche se in quel momento era il Tolmezzo che la faceva, la padrone. Esatto, proprio è arrivato il rigore nel momento forse di più pericolosità della squadra ospitata. Benissimo, grazie Fabio, ci sentiamo più tardi per ulteriori aggiornamenti e comunque per il fine partita. Grazie, nel frattempo... Speriamo solo per il finale a questo punto. Perfetto, benissimo, speriamo... magari ci sono altri gol, non si sa, no, nel calcio, come va? Può anche esserci qualcos'altro. Grazie a Fabio per il Charlis Muzzane, scusatemi, da Muzzana giocano a Muzzana, no? Mi sembra. Mi pare a Carlino. A Carlino giocano, va bene. Muzzana non ha il campo per l'eccellenza. Ecco, nel frattempo per la Juve ha segnato Vidal, abbiamo visto il gol di Vidal perché siamo tra il primo e il secondo tempo. Gemma? Sì, si muove qualcosa in eccellenza perché per Oltre San Vitese c'è il nostro inviato che ci racconta cosa è successo, Giuliano, in onda. Giuliano, a te la linea. Sì, qui a Faedis l'Oltre sta vincendo 1-0 con il gol contro Perez, una bella azione del centravanti Gonzales, poi è uscito per infortunio. La Vitesse continua a sbagliare gol a ripetizione e la legge del calcio non ci sono soluzioni, chi sbaglia paga, tanto lo lunga, anche alla breve. Sì, succede sempre così nel calcio, chi sbaglia il gol poi E adesso per esempio un'azione bellissima dell'Oltre, si sono mangiati il 2-0. Allora speriamo che non valga la regola anche per l'Oltre a questo punto, no? Speriamo di no. Speriamo. Chi lo sa. Comunque partita un po' più viva nel secondo tempo, l'Oltre sta facendo da ultime classifiche la loro buona figura, si stanno impegnando alla stragrande e stanno ottenendo il risultato. Benissimo, grazie Giuliano, ci sentiamo più tardi se succede qualcosa ovviamente a Faedis. Allora ribadiamo il risultato, l'Oltre finalmente dopo 8 giornate va in vantaggio, questa è una notizia, perché l'Oltre è riuscito ad andare in vantaggio, è la prima volta che succede in 8 giornate. Allora ricapitoliamo l'eccellenza: Charlis Muzzane e Tolmezzo 2-0, Oltre San Vitese 1-0, Torre Lumignacco e Vesna Chions 0-0 e Zaule Rabuiese Cordenons 1-0. Quindi il Cordenons, che era la squadra rivelazione effettivamente dell'eccellenza, a Rabuiese non riesce al momento. Per quanto riguarda invece la Serie D, vediamo quando siamo arrivati al 30° del secondo tempo: Belluno Giorgione 0-0, Fontana Fredda Dro 2-1, Mezzo Corona Colodiense 0-2, Montebelluno Alto Vicentino 1-4, Tamai Sacilese 1-1, Triestina La Finadora 0-0, Union Arzignano Bianco Scudati 0-1, Union Pro Crasale Pen 0-1 e Mori Santo Stefano Legnago 0-1. Gemma. Sì, ancora eccellenza per Vesna Chions, c'è Giampaolo Sud che ci racconta il risultato. Ecco, quindi probabilmente prego. Sì, qui siamo a Santa Croce, il Vesna conduce per 2-0, una partita equilibrata fino al primo minuto del secondo tempo, però da un corner, da un calcio d'angolo praticamente sbucato la testa il numero 3 potente in mezzo a 3 difensori del Chions e a bordo di vantaggio la squadra del Vesna. Dopo un'ingenuità difensiva al 21° sempre del secondo tempo del Chions, purtroppo ha liberato in modo errato una palla difensiva che era chiaramente a suo vantaggio, ha permesso un recupero dell'attaccante del Vesna, il quale si è procurato addirittura un calcio di rigore. Di qui il Chions si è rilassando in avanti cercando di accorciare o perlomeno di portare in parità la partita, e un minuto fa il Chions ha accorciato infatti la gara con Benedetto da un cross dalla destra di Attà, attraversare tutta l'area di rigore, interveniva Benedetto, il quale però veniva annullato questo gol per una segnalazione incomprensibile da parte del guardialine per fuorigioco non si sa di chi. Quindi il risultato rimane ancora sul 2-0, Chios che cerca di rimettersi in carreggiata, ma il Vesna, le squadre sicuramente quadrate, cerca di ribatte colpo su colpo quelli che sono gli attacchi del Chios. Benissimo, grazie di questo collegamento, e dunque ribadiamo il risultato a Sant'Andrea, Vesna Chios 2-0. Santa Croce, scusatemi. Santa Croce non sull'Arno, dove giocava lui. Allora, senti, è iniziato innanzitutto il secondo tempo di Udinese-Atalanta. Colantuono ha rimischiato un po' le carte in attacco perché sono entrati Denis e Boia, che dunque
batterie centrali in rinforzo con Morales per cercare di sradicare la porta friulana. Bene. Pellizzari in questo momento è un attimo assente e dirà che sta... eccolo. No, ha lavorato ieri 22 ore, è scusato, poi d'altra parte lui è il jolly, ovvero sia, attenzione l'Atalanta in avanti, per fortuna questa palla che attraversa l'area di rigore dell'Udinese non trova nessun giocatore dell'Atalanta pronto. Passata per Viale Venezia, finita a Santa Caterina. Più o meno. Ecco, allora... Viale Venezia perché... Allora, pericolosa. Raccontaci un po' di giovedì. Ma giovedì è andata bene, direi, anche per una cosa fondamentale. Se voi sapete che al mondo esistono due parole che, a differenza di religioni, capipopolo, esortatori, motivatori, ecco, ci sono queste due parole che muovono folle masse di gente, anche le montagne, e cioè seguire a rinfresco. E allora io direi di vedere... Giochiamo un po', abbiamo giocato facile, cioè è chiaro che va sempre bene, cioè quando è gratis viene anche meglio. Sì, infatti. Allora abbiamo un servizio girato proprio dalla nostra Maria Solfrizzo insieme ad Andrea Pellizzari, sì Andrea, buongiorno, Enrico Pellizzari, vabbè, reminiscenze storiche, Enrico Pellizzari e a Simone Ravenda in questo caso, girato proprio giovedì sera sul palco bellissimo al Gallone. Vediamo questo servizio dove vedrete Pellizzari con la sua nuova fidanzata, prego. Rieccoci da Telepordenone, abbiamo con noi il titolare Enrico, uno dei titolari, Enrico Pellizzari. Buonasera, come va? Tutto bene? Tutto benissimo, vedo che il locale è già pieno, c'è una bella atmosfera, vedo che qualcuno mangia soddisfatto. Mi pare di sì, non so, ho fatto altro fino adesso, quindi è il primo momento in cui mi rilasso un attimo, quindi con noi... chiedo scusa, è lo sponsor. Bene, allora caro Simone, ci vediamo sabato. Ci vediamo sabato sera alle 22 qua al Gallone per uno spettacolo di mentalismo molto interessante. Molto bene, allora tu come ti chiami? Io sono Maria. Da dove vieni? Udine, qua dietro. Allora per te Miss Italia, continua, grazie. Grazie a voi. Abbiamo finito? Volevamo farti delle domande. Allora, come mai questa idea? Allora avevo da parte dei soldi, non sapevo cosa farne, ho pensato di buttarli in questa cosa e quindi... Hai fatto bene Enrico. Infatti non so cosa ci riserverà il futuro, ma speriamo tanto bene perché abbiamo delle idee che non sono innovative, certamente oggi non si inventa più nulla, però vogliamo fare delle cose che al momento in città nel circondario sono dimenticate da tempo, quindi... E cosa volete fare di preciso? Ma non so, vogliamo fare... Cosa vuoi fare Enrico? Vogliamo fare spettacoli di arte varia. Tra l'altro, ne approfitto, io mentre stavo venendo qua stavo parlando con un ragazzo che ha fatto Italia's Got Talent con me 2 anni fa, che è un grandissimo cabarettista, un grandissimo artista, e mi è venuto in mente, ma io sto andando a lei quasi quasi gliela butto, per cui te ne parlerò. Buttamela. Si chiama Terenzio Traisci, magari te lo ricordi anche. Va bene anche, anzi volevo fare un appello: se avete uno spettacolo, siete cabarettisti, cantanti, basta che non facciate il karaoke, va bene, venite da noi, casting@algallone.it, presentate i vostri spettacoli, qui noi facciamo lavorare quasi tutti, quasi, ma specifichiamo bene qual è la specialità di questo locale, o una delle specialità o più specialità. Allora abbiamo diverse specialità, una è la birra, poi abbiamo del cibo. Buono, molto buono. Faremo cibo prettamente carinziano, quindi Wiener Schnitzel, i Würstel, le patate, mettiamo vicino anche del polletto e poi anche delle insalate, dei panini. Siamo aperti pranzo e cena tranne il lunedì sera, tutti i giorni. Durante la settimana faremo 3-4 serate di attività artistica, il martedì il cabaret, il giovedì faremo il senior party, la serata per anziani, con della musica ricercata con DJ, non la solita minestra
il venerdì cover band dal vivo, il sabato random, quello che succede succede, può esserci qualcosa come anche no. Questo sabato abbiamo Simone Ravenda che è qua. Che sono qua, ciao, questo sabato. E domenica abbiamo i Mad Scramble, conosci i Mad Scramble? Fatti una cultura, bene. Vieni domenica a vederli, sono bravi. La domenica faremo invece dei concerti un po' così verticali, chiamiamoli, quindi faremo del jazz o one man band, rock, insomma vogliamo accontentare un po' tutti. Quindi sei single tu? No. Ecco, se hai intenzione di cambiare fidanzato, vieni qua, trovi anche quello. Bene. Martedì hai Paolo Migone. Martedì abbiamo Paolo Migone per cominciare il cabaret. Conosci Paolo Migone? Neanche quello conosci, va bene? Paolo Migone è quello di Zelli con l'occhio nero, ok? E sarà qui con noi martedì sera. Bene, grazie a tutti, io vado che ho fame. Ciao. Salutiamo Enrico, è stato un piacere. E rimaniamo sempre noi. E allora, questo era un servizio girato dalla nostra Maria Solfrizzo direttamente a Gallone. Prego Enrico. Allora, purtroppo per motivi tecnici che c'è? Stavo per segnare? Grande chiusura di otto. Quasi, vabbè, anche se segnano uno siamo sempre avanti di 2. Vediamo. Che roba? Grande Artò. Molto bravo Artò che si è gettato a capofitto e ha evitato la conclusione a rete da pochi passi. Non so se Cazzelli qui ci arrivava, perché aveva praticamente lo specchio della porta libero e da lì doveva solo fare gol. Seguiamo un attimo il calcio d'angolo. Bene. Tra poco vedremo nella lavagna tattica di Pellizzari l'azione. Sono contro Pedro Udinese. No, è la lavagna tattica che mi ha dato Simone Ravenda, vede il futuro. Quindi... allora questa azione come finisce Enrico, visto che vedi il futuro? No, non ve lo dico perché poi fra l'altro ho già mandato il risultato e quindi prenderò il premio anche delle bottiglie. Sì, perché ti servono 6 bottiglie di vino ovviamente. Esatto. Allora, volevo solo informare coloro che non sono stati raggiunti in via informatica, digitale, telematica o anche vocale, che purtroppo per un problema tecnico non risolvibile sul quale non mi dilungherò, questo weekend abbiamo dovuto tenere chiuso, quindi abbiamo dovuto rimandare tutti gli spettacoli messi in programma. In ogni caso Simone Ravenda sarà sabato prossimo e settimana dovremmo riuscire ad aprire quasi sicuramente, quindi martedì cominceremo con l'apertura ufficiale con Paolo Migone. Paolo Migone mi chiedeva Massimo adesso se facciamo ingresso libero, sì. Ecco, no, è importante dirlo, cioè non si paga il biglietto anche quando non ci sono... c'è biglietto, almeno per il momento abbiamo fatto i nostri conti e dovremmo riuscire a coprire le spese. Lo so, è un bel impegno, siamo giustamente coraggiosi, forse anche incoscienti, non lo so, però in questo momento già è difficile tirare fuori la gente dalle case. Ora se gli dai anche un surplus, noi non facciamo biglietto d'ingresso, non facciamo neanche maggiorazione sulla consumazione, con dei prezzi assolutamente popolari, quindi puntiamo molto sulla quantità, contando anche il fatto che in questo momento, come dicevo prima nell'intervista, nel circondario non ci sono locali che propongano cose un po' alternative. Alternativo non intendo con cose di nicchia, insomma, cose alternative che vadano oltre un po' quello che è la scelta puramente commerciale. Ecco, quindi per martedì abbiamo già moltissime prenotazioni, ma già le avevamo questo weekend, purtroppo abbiamo dovuto aspettare, abbiamo dovuto avvertire tutte le persone perché insomma diciamo che in questi mesi di preparazione c'era creata anche una certa attesa, perché noi insomma, personalmente conosciamo parecchia gente, quindi anche soltanto andare al bar per l'aperitivo ne parli, è chiaro che poi si diffondono un po' le cose. Stiamo cercando anche di fornire non dico un locale di riferimento, ma un po' un servizio per quelli che cominciano ad avere qualche anno in più e che però hanno ancora passione di uscire, di andare da qualche parte. In questo momento a Udine e dintorni i locali sono prevalentemente dedicati a una clientela molto giovane. Sì. Ecco, quindi il prepensionato tipo Massimo, tipo te Giovanni, insomma, in questo momento più del taglietto in centro non ha, dico bene?
Massimo. Sì, già in centro io non vado più, sinceramente. Infatti Dov'è l'azienda ormai è partigiani, qua fare a Feletto e sto a Feletto. Ecco, quindi se ma anche perché infatti, vi ringrazio perché visto che siete a Tavagnaro sulla strada nazionale, è un regalo per me, ecco. Assolutamente, anzi se vuoi anche, non so, per pagare un po' in più quello che ti diamo da bere. La pensione faremo anche come succede a Napoli da tempo immemore, ma poi abitudine ormai presa in tutta Europa, faremo molti bar a Napoli, sapete c'è il caffè sospeso, quindi chi ha disponibilità entra, prende un caffè, più lascia il caffè sospeso, che chi non può entra e beve gratuitamente, pagato da una persona generosa. Ecco, noi faremo anche la birra sospesa. Solo da mezzo però. Invece della birra caduta. La birra sospesa, ovvio. Gemma. Allora abbiamo un finale per quanto riguarda la promozione A, Lignano Porcia 1-4, è finita così. Mentre per quanto riguarda la Serie D abbiamo Fulvio Ferone che ci aggiorna sul risultato di Tamai Sacilese. E allora linea Fulvio, prego. Pronto, 2-1 per il Tamai, gol di Zambon a 3 minuti alla fine. C'è stata una caparbiazione di Federico Furlan che aveva la palla, l'ha persa, l'ha riconquistata, l'ha messa in mezzo all'area Zambon solo soletto e ha fatto secco il portiere. Qua si lamentavano del fuorigioco, io dalla tribuna non lo so perché voglio essere in linea per giudicare. Comunque sono state proteste della Satilese, comunque non è cambiato nulla, è 2-1 per il Tamai. Bene, allora per il Tamai era uno scontro, ripetiamolo, è uno scontro perché sappiamo mancano 3 minuti più, ci sarà un recupero, quindi più o meno... 3 minuti presumo perché sono stati 6 cambi, sono state altre interruzioni, 3 minuti dovrebbero. Quindi più o meno manca... per il finale. Prego, grazie Fulvio. Scusi, tornerò, diceva qualcuno? No, dicevo, è una partita importante questa perché vede la quarta e la quinta in classifica in Serie D e sono tutte e due squadre della provincia di Pordenone, due belle società dove stanno facendo crescere dei vivai, no, Mattia, molto interessanti, soprattutto a Sacile c'è un movimento di ragazzi incredibile dietro la prima squadra e la famiglia Presotto che si impegna molto in questo senso, più che in una prima squadra si impegna molto a creare un settore giovanile incredibile. Sì, poi soprattutto in uscita grazie al lavoro quotidiano di Denis Fiorini, il direttore sportivo, che ha contatti con il mondo professionistico anche ad alti livelli e la Sacilese riesce poi a vendere, no? Sì. Proprio esce anche in Camera degli Introiti con dei ragazzi che poi manda nei settori giovanili più importanti, Inter, Verona, Genoa, Virtus Entella, quindi Fiorentina. E quindi sì, è un vivaio molto florido quello della Sacilese. Sì. Ecco, poi parlava di serate alternative, Enrico, giustamente, o comunque di serate che non ci sono più rivolte a una certa età. Scusa Giovanni, nell'Udinese è uscito Conè ed è entrato Pinzi, questo porta un centrocampo a 4 con Pinzi che dovrebbe agire davanti alla difesa insieme a Dallan, Mastino a tutto campo. Ricordiamo che siamo più o meno al 20°. Siamo circa al quarto d'ora del secondo tempo, risultato ancora Udinese 2 Atalanta 0. Ecco, no, dicevo, c'è qualcun altro ad Azzano Decimo che cerca di inventare qualcosa di diverso proprio per cercare di vivacizzare quello che è il riferimento, comunque il movimento della gente che non vuole andare a letto con le galline come faccio io personalmente, ma magari vuole fare qualcosa anche un paio d'ore la sera. Da lunedì prossimo, cioè non domani ma lunedì prossimo, ovvero sia quello di là che non so che numero sia, 3 novembre credo, ho sbagliato? Vedi, guarda il mio tablet. No, perché il tablet, cosa vuoi nel frattempo? Ti ho già detto prima che vede il futuro, quindi... Vabbè, lunedì prossimo non è che serve proprio. Lo dicevo, comincia Sabaranda al Caffè Barocco Revolution, Sabaranda che ovviamente è una rivisitazione di un famoso format televisivo di cui noi non facciamo il nome perché ci blocca la Gemma. Prego. Ti blocco perché volevo sapere così come andava la Triestina. Ho chiamato Antonello e Antonello ci risponde, sentiamo che dice. E allora subito a Trieste, prego Antonello. Ecco, l'Unione Rifa è appena passato in vantaggio al 43esimo minuto del secondo tempo, il gol del numero 7 Lassier e per la Triestina è buio aperto e dire che i ragazzi che sono veramente impegnati allo spasimo. Solo un attimo solo, la Triestina sostituisce. Questo è in diretta allo stadio, perché lui è lo speaker ufficiale. Quindi 7 Proia con il numero 20, il Leonetti. Scusate, ma devo ovviamente fare anche il mio lavoro di speaker. Di speaker, chiaramente. La Triestina è passato al 43esimo, è un gol besta perché a dire la verità la Triestina aveva
dimostrato tantissimo impegno, voglia, determinazione, lottare, suoni pallone, ma la Triestina purtroppo sconta, Giovanni, un grande problema, il 96 e il 95, l'obbligo di tirare un 96 e 2,95 che per le altre squadre è normale, per la Triestina è un grande problema perché non abbiamo giocatori all'altezza e quindi si gioca sempre in meno. Per quanto ci possa sviluppare gioco, per quanto ci si possa mettere impegno, voglia, la realtà è che questa squadra si trova troppo spesso a giocare da sola, in meno uomini. L'Union Rip ha fatto 2 tiri in porta, un gol, quindi bravo, buon merito agli uomini di Mister Sgroma. La realtà è che chi viene a Trieste sa di affrontare una squadra che gioca in inferiorità numerica, un grande problema, insomma. Nel calcio, come sa Giovanni, si giocherebbe 11 contro 11 e quando tu parti già in svantaggio numerico è un grande problema. Oggi sulla fascia destra in difesa ha giocato Morgavio 96, però ragazzi è veramente giocatore che probabilmente anche nella juniores farebbe fatica a entrare in campo, poi lo schieri anche fuori ruolo perché lui è un difensore centrale, lo fai giocare sulla fascia sinistra e sulla fascia destra, scusate, diventa un po' un problema perché è veramente in difficoltà e Trieste non merita questo, il pubblico in questo momento non vi dico la contestazione, ma il problema è quello che succederà in settimana di fronte a una società, e questo va detto Giovanni, che ci sta impegnando e che sta facendo tutto quello che può, ma che in realtà non è sufficiente per una piazza come Trieste. Non è una squadra di provincia, è una squadra che ha una storia, una tradizione, e il fatto di vederla relegata all'ultimo posto, perché la Triestina, ricordatevi che in realtà è l'ultimo posto, mezzo corona partiva con 4 punti di penalizzazione e quindi la Triestina ha conquistato 2 punti finora nelle prime 8 giornate di campionato e per una piazza come Trieste credete mi fa un po' tristezza. Ho parlato troppo Giovanni? No, assolutamente, è molto importante perché è il primo collegamento che facciamo con Trieste quest'anno e quindi è importante conoscere... Soprattutto Antonello ha fatto veramente un'analisi tecnica perfetta. Sì. Benissimo Antonello, grazie. Se c'è qualcosa prima della fine della partita o alla fine della partita ci chiami naturalmente. Se domenica mi volete io ci sarò, vengo volentieri in studio. Ma volentieri, ritieniti però già... ci deve essere qualche bella donna perché... Ci sono io, non ti basto? Dai vabbè, ma contento Giovanni. Ti aspettiamo. Grazie. E allora grazie, qualche aggiornamento dalla Serie D, il Montebelluna accorcia ancora sull'Alto Vicentino 2-4, mentre invece in eccellenza la San Vitese pareggia a Faedis e quindi oltre San Vitese 1-1 e il Torre, è importantissimo, è in vantaggio sull'Umignaco per 1-0, allora vediamo le partite di oggi pomeriggio attualmente dell'eccellenza, c'è Alis Muzzaneto il mezzo 2-0, oltre San Vitese 1-1, Torre Lumignaco 1-0, Vesna Chios 2-0 e Zaule Rabuiese, non Rabunese, Cordenons 1-0. Gemma. Sì, ricordi come ho esordito oggi? Che ti ho detto dobbiamo portare bene a Maurizio e a Fontana Fredda perché non è possibile. E quindi? Lo abbiamo in diretta, sentiamo se ha funzionato oppure no. Vediamo se Gemma porta fortuna o porta gramma. Maurizio! Ha funzionato tutto, certo gol di Lauro Floren, un passaggio smarcante di Tonito sulla profondità, lui ha difeso palla e sull'uscita del portiere è staccato sotto la traversa. Tutto bellissimo oggi. Molto molto bene, siamo proprio contenti per voi. Allora Fontana Fredda 3, draw 1. Grazie Maurizio, ci sentiamo a fine partita. Salve, arrivederci, ciao. Grazie. Allora nel frattempo ad Udine c'è un po' di confusione al limite dell'area di rigore dell'Udinese, no, dell'Atalanta. C'è un calcio in punizione. C'è un calcio. Sto vedendo se c'è qualche altro aggiornamento. Per il momento Juventus 1, Palermo 0 e Chievo Genoa sempre 1-0. Adesso vediamo come si svilupperà questo calcio di punizione. Siamo ai 18 metri. È la piastrella di Natale? Potrebbe essere. Infatti c'è lui. Si va nel frattempo Gemma... C'è lo spray per terra, non ho visto perché si vede che... Ha finito, ha finito la schiuma da... ho fatto la barba stamattina io. Se lì sono a 9 metri e 15, noi siamo bravi in algebra. Sì, allora vediamolo. Niente. Alto. Gemma? Sì, è finita anche Tamaisa Cilese e c'è per noi l'avvocato. Allora... Maurizio! Giovanni, bella partita, la gente si è divertita, un po' più quelli di Tamai perché hanno vinto. Però è stata una piacevole giornata di sport. Ho visto Tironelli
andare a salutare tutti i giocatori del Tamai uno per uno, quindi anche questo è un bel gesto di fair play. Direi che è una partita che ha riconciliato col calcio, anche se parliamo di Serie D e non di Serie C. Si sono visti dei giocatori interessanti, Beccaro e Sottovia da una parte e Furlan e Zambon devastanti dall'altra parte, e Favret, che è una vecchia conoscenza, e Petris per il Tamai a centrocampo, e quindi c'erano anche giocatori che avevano già affrontato la C nella loro carriera. Niente, la nota dolente rimane sempre però la nostra squadra, cioè il Pordenone. Adesso ho visto il presidente, Lovisa, che è venuto a vedere la partita. Magari qualche ragazzo di questi poteva anche portarlo a Pordenone, perché c'è qualcuno qui che la Scila può fare. Sicuramente meglio di qualcuno che sta giocando adesso. Senti, ma mi sembra strano, è vero che ci eravamo messi d'accordo, ma mi sembra strano che non sei alla Leopolda, tu che sei, no, molto... No, sai che la Leopolda per me non esiste, cioè nel senso che io sono di un'altra sponda. No, aspetta, specifichiamo... È la vecchia DC. Ascoltami Giovanni, ascoltami, è la vecchia DC che si sta ricostituendo, che sta cercando di fare il partito della nazione, che era la DC di 20 anni fa. Quindi nulla di nuovo sotto il sole. Il centro-sinistra famoso PSI-PD, PCDI, DC, Partito Liberale, c'era anche va dentro anche Berlusconi con tutte le Pascale e via dicendo. Questa è l'Italia purtroppo, Giovanni. Però, questa è l'Italia oggi come è ridotta. Però pensa che hanno perso quella gran bel gnocco di figa della no? No, l'unica che riconosco. No, Rosy Bindi non è andato, Rosy Bindi non era la Leopolda, prenditi conto. Sì. Ho visto. Avvocato, scusa, una battuta veloce. Senti, c'è la Leopolda da una parte, mentre dall'altra parte c'è la lite delle Comari. Come andrà a finire secondo te? È una bella lotta. 1x. Giochiamo la tripla, siamo sicuri. Ascolta, ma si vincono 6 bottiglie di vino se si indovina? No, ma guarda Giovanni, non posso più guardare la televisione né quei talk show che fanno, che sono ridicoli, sono pilotati, vogliono far vedere alla gente che loro protestano, criticano, in realtà sono uomini del sistema, anche loro inseriti, i vari Paragone, Del Debbio, tutta questa gente qua, Santoro. Adesso bisticcia con Travaglio anche. Ma sì, ma è tutto sì, vabbè, Travaglio se non esisteva Berlusconi non sarebbe esistito. Esatto. Pensa a te. È uno che esiste in funzione di un'altra persona che esiste, cioè Berlusconi. Sì. Bene, grazie avvocato, naturalmente ospite. E con questa ventata di ottimismo assolutamente vi auguro buona domenica. Grazie anche a voi. Ospiti naturalmente. Grazie avvocato. La lavagna tattica. Non c'è tanto di essere ottimisti. Torniamo a qualcosa di divertente invece. Cosa c'è Gemma? È finita un'altra partita che seguivamo oggi pomeriggio in particolare, che è oltre San Vitese, e cambiato il risultato? Sì, l'ho dato prima, 1-1. Esatto, volevo sentire il nostro inviato che è Giuliano Bin. E allora Giuliano, non ce l'avete fatta, ma ci siete andati vicino, dai. No, ci siamo dati troppo vicino e nel calcio abbiamo sbagliato 10 palle gol e non 3, uno da pochissime azioni, ha fatto una bella rete e comunque per avere 0 punti è una squadra viva, combattiva, quindi non si può dire assolutamente certo. niente. Noi purtroppo abbiamo avuto troppi errori e non possiamo fidarci. È entrato il ragazzino Majid, che è il capocannoniere dell'Under, per fortuna ci ha tolto le castagne del fuoco. Sì. Quindi è riuscito a mettere una palla in mezzo e in un mischione non si capisce bene se Marangone o un autogol. Di fatto che siamo riusciti a pareggiare, poi avevamo avuto altre 2 o 3 occasioni per portare a casa questa partita che sarebbe stata estremamente importante per la classifica. Beh, ovvio, sì. Fare il salto di qualità, chiaro. Però se nel calcio chi sbaglia paga, per vincere le partite bisogna fare gol, noi gol non facciamo quasi mai e di conseguenza dobbiamo soffrire. La prestazione è stata abbastanza, palle gol le abbiamo fatte a bizzeffe, però ogni tanto bisogna scuotere la rete, questa
Beh, è una regola su cui non si può discutere. Sicuramente Mister Tomei in settimana analizzerà la situazione. Sicuramente penso Mister Tomei sarà non sicuramente molto allegro, perché non è possibile che ci siano troppi errori di questo tipo. Ci deve essere qualcosa a livello mentale, devono sbloccarsi questi ragazzi, perché le azioni, soprattutto nel primo tempo, abbiamo avuto 6 occasioni, proprio è più facile farli che sbagliare, sono sbagliati in modo indegno. Poi il secondo tempo ci sono anche fatti prendere da un po' dall'orgasmo, dalla voglia di fare, dello strafare, e abbiamo dato la possibilità comunque all'3 di fare anche 2 o 3 azioni in contropiede. Hanno fatto un bellissimo gol, hanno avuto anche un altro paio di occasioni, però noi ne abbiamo sbagliati troppi. Comunque questo è il calcio, speriamo che Mister Tomei riesca a trovare la ricetta giusta per farci uscire da questo impasse. Bene, grazie a Giuliano, ci sentiamo Arrivederci, grazie. Ci sentiamo domenica prossima, grazie. Nel frattempo in Serie D, scusate, proprio alla fine, accorcia le distanze anche il mezzo Corona 1, Clodiense 2. Vediamo se riusciamo a parlare di Sabaranda, perché è da mezz'ora che siamo qua dietro. Allora, dicevo che c'è la Lorenza che nel suo splendido locale, il Caffè Barocco Revolution, ad Azzano Decimo, ricordiamolo a fianco alla Conda per non sbagliarci, perché via Ilaria Alpi, se lo mettete su Google Maps non viene fuori. Ecco, e si è inventata una rivisitazione di quel gioco famoso che c'era in televisione. Allora, raccontaci un po' che cosa succede da lunedì 3 novembre. Allora, intanto abbiamo un presentatore d'eccezione, e non vi dico chi è, dovete guardare questo nuovo gioco. E praticamente è una rivisitazione di Sarabanda, come sicuramente mi sembra abbastanza chiaro. Esatto. Bisogna indovinare delle canzoni, ci sono 4 fasi, 4 squadre che si scontrano ogni serata, tutti i lunedì sera, e ci sono delle canzoni da indovinare, attraverso degli indizi, attraverso delle note, attraverso i ritornelli senza parole, e c'è un bel montepremi, insomma, in palio. Sono 1.000 euro in buoni acquisto, che in questo periodo eccezionale, molto di ottimismo, come diceva anche Mazzarella, voglio dire, avere 10 buoni da 100 euro non fa proprio schifo, no? Buoni acquisto per? La benzina, generi alimentari, benzina, sì. Avete qualche convenzione con qualche sexy shop anche? Ancora no, però stiamo studiando. Sì, la Lorenza potrebbe, visto che lei è nota frequentatrice, oltre che cantante di karaoke, potrebbe agevolare, no? Certo, assolutamente. Una buona parola. Beh, sì, si possiamo organizzare, sì. Ecco. Potresti, sì. Ecco. Quindi da lunedì le iscrizioni sono aperte, vero Lorenza? Le si possono fare anche sulla pagina del Barocco, credo, su c'è Facebook. Il modulo, basta scaricarlo, compilarlo e rinviarlo. Ma scusa, una domanda, è più Sarabanda o più musichiere? No, più Sarabanda. Sì. Non c'è la campanella? No, abbiamo i pulsanti fighissimi. Roba moderna, insomma. Sì, assolutamente sì, con i versi degli animali. Esatto. Posso venire a fare il maiale? Però, visto che lunedì siete chiusi, potresti anche fare una squadra e venire anche tu a partecipare, sarebbe simpatico e divertente. Assolutamente. Poi noi andiamo da lui, perché... sicuramente. Perché partiresti troppo in vantaggio tu, però, questo è il problema, no? 30 anni che fai musica, voglio dire, le suoni... lo suoni tutte tu. Le sai tutte, esatto. Scusami, sono curioso, quali sono un po'. I versi degli animali? Io spero che ci sia il maiale. Chiaro, primo quello. Mi sento molto inserito nella parte. Avete già iscrizioni? Che tipo di... avete già... Sì, abbiamo già... Che genere di persone viene? Ma... un po' di tutto, nel senso... Chiedo... ci sono anche dei musicisti che si sono iscritti. Se non vengono quelli... Sì. Dico bene, no? Diciamo che ci sono già 8 squadre o 10 squadre iscritte. Quindi già 15 squadre iscritte. E diciamo che da quanto sono composte? Da quante persone? Da 2 a 4 massimo. Sì. L'iscrizione costa? 5 euro. A squadra o a persona? A squadra. Allora. Una follia. Vabbè, è simbolico, giusto perché uno poi non si dimentichi di venire. No, c'è la birra sospesa. C'è la birra sospesa, dice Cristian. Ecco. Scusa, nell'Udinese tra Muriel e Scetterò. Bene. Poi noi Tra Martina per parlarci del rugby, e allora, finita la partita. Dovrebbe essere è finita, allora ci colleghiamo con Treviso, per Tarvisium, Rugby Udine. Prego Martina. Grazie, allora la partita è finita, si è conclusa con 24-16 per il Tarvisium,
Purtroppo non siamo riusciti a portarci questa partita a casa, ma l'unica cosa che mi sento di dire è che siamo stati un po' sfortunati e abbiamo avuto molte occasioni per andare a segnare più mete, ma non siamo riusciti a sfruttarle fino in fondo. Sicuramente non siamo stati favoriti neanche dall'arbitraggio, però insomma i ragazzi hanno dato il 200% e adesso l'attenzione è rivolta all'ultima partita, che è quella di domenica prossima contro il Rubano. Certo, che già dal nome dice tutto. Vabbè, allora grazie. Sì, basta cambiare l'accento, no? Voglio dire. Aggiornamenti per quanto riguarda la serie. Grazie Martina, ci sentiamo in settimana, grazie. Allora, l'Udinese ricordiamo sempre ferma sul 2-0 con l'Atalanta in vantaggio, Juventus 2, Palermo 0, Chievo-Genoa 1-1. Allora, in Serie D stanno terminando tutte le partite, sono quasi tutte terminate, stiamo aspettando l'ufficialità come anche per l'eccellenza. Io diciamo benissimo, io direi facciamo l'ultima pausa pubblicitaria e poi facciamo lo shooting finale, perché oramai qua a forza di modelle facciamo uno shooting. Senti, andiamo in pubblicità che è meglio. Un attimo di pubblicità, restate ecco, con noi. Io vado a ubriacarmi intanto. Sì. Anch'io come loro ho scoperto sul campo i valori del rugby: amicizia, divertimento, rispetto, competizione. Sono Alessandro Zanni, giocatore della nazionale italiana di rugby. Ti aspetto sui campi da rugby. Pascià! A Pordenone c'è una grande novità. Nuovo Pascià, via Galilei, laterale Viale Venezia. Un ampio nuovo Pascià con pizzeria, sala biliardi, le nuove VLT e le più moderne slot. E con tante sorprese. Nuovo Pascià, ex Mr. Paul. Un nuovo spazio dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, le nuove linee, i nuovi colori per una nuova stagione di moda. Miotto Donna, e solo in questo periodo offerta promo su tutta la nuova moda, sconto del 20%, dove la donna si veste con amore. Miotto Donna, Azzano Decimo. A Rauscedo, a pochi chilometri da Pordenone, sulla strada provinciale in via Belvedere, il mobilificio Lenarduzzi effettua una grande svendita a realizzo con sconti fino al 50% su tutta la merce esposta, fino a esaurimento scorte. 3.000 metri quadri di esposizione con vasto assortimento, dai soggiorni alle cucine, dai divani alle camere da letto e in tutti gli stili, arte povera, classico e moderno. E su richiesta e con una spesa minima te la portiamo direttamente a casa. Cucina in ciliegio è tua per soli 5.900 euro. Soggiorno tuo per soli 2.950 euro. Questa stupenda cameretta per i vostri figli ve la portate a casa per soli 2.800 euro. Mobilificio Lenarduzzi, da oltre 50 anni sul mercato del mobile, è in grado di soddisfare tutti i gusti e tutte le esigenze della clientela. Dall'alba a notte fonda c'è solo un indirizzo: Caffè Barocco Revolution, dalle 6:30 del mattino per la colazione con il caffè a soli 60 centesimi, a pranzo con piatti sfiziosi ed ottimi panini, per una pausa speciale il mitico Aperi Barocco, l'aperitivo barocco con buffet gratuito, e le grandi serate ogni martedì e sabato festona con il karaoke e Fabio, il venerdì le grandi band dal vivo e novità: i nuovi lunedì firmati Sarabanda Barocco. Caffè Barocco Revolution. I fratelli Bozzetto da oltre 20 anni offrono i più ampi servizi legati al settore tecno-immobiliare. Un'attività completa nel campo dell'edilizia, dalla progettazione architettonica alla costruzione e vendita diretta di mobili civili e industriali. Bozzetto, in via Tomate 2 a Pescincanna di Fiume Veneto. La cerveseria! Ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria! Oh, you got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real.
la qualità, lo stile inconfondibile di chi veste la moda. Paolo Miotto, stile italiano, classico, elegante, sportivo. Il tuo stile nelle nuove proposte per una nuova stagione di moda. Paolo Miotto, stile italiano, in centro ad Azzano Decimo. Ai nostri figli piace il rugby perché è uno sport di squadra, divertente, di contatto, dove si impara il rispetto per gli avversari e per i compagni di squadra. Bentornati con noi. E allora, shoot in finale, gli ultimi 25 minuti insieme. Gemma. Shootini finali puoi anche dire. Shootini, sì. Allora, volevo salutare anche Marco Lucchini che ci faceva i complimenti per la battuta del prepensionamento di GP e poi volevo salutare Enrico Pellizzari e la Lorenza. Sì. E poi ci è arrivato un altro messaggio da qualcuno che non si firma, però dice: sono una fan di Tirelli. Inquadratemelo più spesso. È vero, Maurizio, per cortesia, ecco, più primi piani sull'avvocato Tirelli. Inquadrato poco, quindi. Inquadrato poco, beh, ma forse si è messa all'ascolto un po' più tardi perché la prima parte era sempre Maurizio. Facciamo uno zoom poi. Ma era sempre Mattia inquadrato, in quanto come al solito la prima parte è dedicata prettamente al calcio, poi insomma divaghiamo. Non divaghiamo perché vi do i risultati finali della Serie D, ricordiamo era l'8ª giornata, allora questi sono i finali, quindi Belluno Giorgione 0-0, Fontana Fredda Drò 3-1, Mezzo Corona Clodiense 1-2, Montebelluna Alto Vicentino 2-4, Tamai Sacilese 2-1, a Trieste la Fenadora Triestina 1-0, Unione Arzignano Bianco Scudati Padova 0-1, Union Pro Cras-Le Pen 0-1, Cras-Le Pen vince in trasferta, vittoria importantissima dagli amici di Monrupino, e Mori Santo Stefano Legnago 0-1, una grande occasione persa dalla Sacilese, Mattia, per raggiungere Belluno. Sì, però i derby sono sempre partite molto imprevedibili, difficili. E poi giocavano a Tamai contro una squadra che lotta anch'essa per fare un campionato di vertice, quantomeno. Stare dietro le prime due che sono fuori categoria, no? In un certo senso, quindi mi ha sorpreso anche a me, se devo essere sincero, sì. Perché sono un grande stimatore di Zironelli e del modo in cui mette in campo la squadra e anche nella filosofia di gioco che riesce a mettere in campo attraverso le sue squadre. Certo che dall'altra parte c'è un Tamai guidato da Stefano De Agostini che non molla un centimetro, e penso che oggi abbia fatto proprio questo, quindi sarà stata, come diceva Maurizio in collegamento, una partita, un bello spot per il calcio regionale. Assolutamente. E dopodiché è una partita che poi si è giocata ad armi pari e ha vinto il migliore in questo momento, ecco. Penso che la Sacilese abbia qualcosa in più a livello di organico rispetto al Tamai. Il Tamai deve sempre fare queste partite molto gagliarde. Alla morte, diciamo, sì. No? E interpreta benissimo questo ruolo. Rispecchia molto carattere di D'Agostini, poi la squadra. Mentre invece la Sacilese è una squadra più sperimentale in un certo senso, mostra un calcio che per la Serie D è particolare, più quasi un calcio professionistico, no? Sì. Però ci sta anche che una partita si possa perdere contro la squadra comunque all'altezza. Quindi la tua amica che ha scritto un messaggio sarà contenta, ti ha visto il quadrato, per i piani, eccetera, eccetera. Adesso invece è giunto il momento di cominciare a parlare di Giada, che è qua con noi, vedete, è molto bella, lei ha fatto già un sacco di cose. Allora Giada, raccontaci un po' di te mentre scorrono le tue fotografie che la mia redazione, cioè Giovanni, ha zanzato su Facebook. Okay. Sì, beh, ovvio. Raccontaci un po' di te, cosa fai, cosa non fai. Allora, sono una studentessa universitaria, studio al DAMS a Gorizia. Addirittura al DAMS? Sì. Quindi la prossima disoccupata, benissimo. No, da perché... Ma col DAMS dove vai? no, vorrei dopo il DAMS fare un corso di montaggio. In che senso, scusa? No, il montaggio video. Ah, montaggio video, perfetto, non bisogna specificare Sì. in questa trasmissione. Nel frattempo gli ospiti guardino le foto perché poi c'è il primo giro di giudizi. Attenzione all'Udinese, niente, peccato. Pratico danza classica e moderna da quando ero piccola. Sì. E nel tempo libero mi piace fare delle sfilate. Sì. E poi ho partecipato a Miss Italia l'anno scorso. Sì, adesso vediamo delle foto anche di Miss Italia. Alle infatti. prefinali, e qua ero Qua a Lignano. Caos, sì, con un Miss festival Caos. show, mi sembra. Esatto, sì. Proprio una bella sfilata.
E ho partecipato 2 mesi fa più o meno, sono andata a Milano a fare un videoclip per un cantante. Chi è il cantante? Parix. È un rap che sta emergendo adesso. Pensavo fosse una medicina, scusami. No, è un nome... Tra l'altro ho preso proprio un antibiotico per la Va bene, andiamo avanti. Poi quest'anno sono andata a Rai 2, a Detto Fatto. Sì. Mi hanno chiamato, avevo fatto il casting e mi hanno chiamato per fare la modella. Mi hanno truccato, pettinato e mi hanno fatto sfilare un vestito molto bello. Sì. E qualche giorno dopo mi hanno chiamato anche alla 5 su Che Trucco. Praticamente era una puntata tutta dedicata a me e mi truccavano metà viso e io dovevo copiare l'altra metà del... Dovevi far da sola, cioè metà del da una trucco, parte sì. e metà dall'altra. Nel frattempo esce Totò di Natale ad Udine, standing ovation per lui naturalmente. 3 minuti dal termine più recupero. Bene. Tanto, aspetta, chi è? Geho? Geho? Chi è? Il Redivivo. Questo qua non giocava in Spagna, era tornato, no? Il Granada, se non ricordo male. Sì, ne può pescare Stramazzone, quanti ne ha? 44 in rosa? O 42-44. No, poi l'Udinese è l'unica società, permetti, l'Udinese è l'unica società che dice vabbè, perché ti mando in giro in altre società che ce li facciamo girare in sta maniera, mentre gli altri sono costretti a svincolarsi, a prenderli a parametro zero, l'Udinese è l'unica che fa sta cosa. E allora abbiamo sentito dalla nostra Giada quelle che sono. Allora, dopo quando ci sono le altre cose. Allora, cominciamo con i giudizi. Questi qua sono giudizi critici senza voti. Abbiamo purtroppo per te il nostro esperto di donne, che è Cristian Bottosso. Se adesso ci dai un giudizio per cortesia, dopo aver visto le foto, devo dire che sei splendida, veramente. E poi le vedremo poi, ci sono due filmati che andranno in onda tra 5 minuti di Giada, in cui si vede che lei insomma ci sa fare anche a livello non di conduzione ma come caratterista, perché hai fatto animazione a Lignano. Ah sì, faccio l'animatrice. L'animatrice, è una cosa si vede anche da come parli. Allora Cristian. Ma direi che confermo quello che hai appena detto te, che è una ragazza splendida e secondo me è una ragazza che potrà fare anche strada con l'aiuto magari di qualcuno. Qualcuno nel campo televisivo, perché, non so. Giovanni deve sempre puntualizzare tutto per mettere in evidenza le persone. E secondo me intanto è una buona fortuna e comunque devo dire che è stata molto carina. Guarda che bella in questa foto in bianco e nero, bellissima. Sì, le foto, le immagini di tanto e secondo me ha un buon futuro. Grazie. Ecco, Enrico Pellizzari. Io darei un giudizio squisitamente tecnico, secondo me un po' di polenta e salsiccia. Anche qualche bratwurst. Bratwurst, sì. Comunque riprenderei un po' anche il concetto di Giovanni di qualche minuto fa, qualche quarto d'ora fa, cioè pezzo di... no, cosa hai detto? Gnocco di... Hai fatto no, ho detto gnocco sì, una roba, sì, una parola così. Sì, hai fatto un commento... Bella ragazza, ecco. Bella ragazza. Era pezzo di gnocca, avevo detto. No, hai detto gnocco di... Ecco, no, volevo soltanto correggerti, no, perché o è pezzo di gnocca o è tronco di... ma lei d'altronde, scusa, deve fare strada e sarà un tronco dall'autostrada, no? Allora, due persone esperte. Allora, sentiamo Alberto, cosa ne pensi della nostra Giada? È una bellissima ragazza, quindi tanti auguroni di un buon futuro nelle tue lì e che abbia tanto successo. Grazie. Luigi, tu hai guardato solo la partita, non ti ho visto. Sì, guardo la partita. Comunque, volevo parlare era sconvolto dalla Era Cristaldo che ti sfilava in costume da bagno davanti. Ho visto belle foto, meglio di così. Sei molto fotogenica. Non è da aggiungere nulla. Lorenza Pugliatti. Sì. Vabbè, io mi aggrego ai giudizi. Io mi aggrego. Che commenti sì. sono? Cioè, siete privi di... Bellissima ragazza, molto carina, molto simpatica, spontanea. Bella. Massimo? Ma sicuramente stare vicino a te non è così facile. No, questo lo so, mi metto sempre in crisi. Esatto. Sicuramente ha passato l'esame, un sincero in bocca al lupo, perché direi che ha tutti quegli elementi che servono per quello che mi sembra voglia essere il suo futuro. Mattia? Grazie. Io non sono un esperto, quindi non... Cos'è che... No, aspetta, un primo piano a me a Tirelli, scusatemi.
Ecco, perché è come dire che, non so, che siete uguali. è come dire che provare il musetto non è un piatto tipico italiano, friulano. Cos'è della televisione, ma dobbiamo farla. Cos'è che non sei esperto tu di cosa? Di donne? No, comunque devo sottolineare il fatto che no. A proposito di non è facile lavorare vicino a te. Difficilissimo, mi stai inquadrando troppo. Dai, contenta la tua ammiratrice. Sei molto sveglia, quindi più l'aspetto estetico, poi anche quello aiuta molto per le ragazze. Sveglia, quindi per tutto, per il futuro, per tutte le cose che verranno. Lorenza? Beh, spigliata sicuramente, molto sorridente, molto a suo agio. Insomma, di solito magari capita di avere un po' di paura, un po' di timore, però mi sembrava abbastanza tranquilla. Secondo me grazie a te che tu l'hai messa a suo agio. Purtroppo io non riesco, come ha detto prima Pellizzari, non riesco mai a metterla a suo agio. No, beh, tu sei un esperto a mettere a proprio agio le persone, insomma. Confermo anche questo. Allora io vedrei proprio il video dove vediamo, bellissimo, proprio sono alla frutta, dove vediamo la nostra Giada che fa l'animatrice nel villaggio turistico. È un video fatto in 2 parti, seguitelo attentamente perché poi diamo proprio i voti, perché qua la vediamo in azione in pratica. Vabbè, il Duomo è molto bello, però Milano è la città della moda, dello shopping. Voglio fare shopping, voglio andare per le vie. Ma no, Dolce & Gabbana, Gucci. No, shop, bello, però. Dai. No, andiamo in un'altra città, basta. No, ci sono le sfilate, ce n'è una tra poco, show. No, ma andiamo a San Siro piuttosto che a prendere questo shopping. Le sfilate, Milano, le sfilate, la moda. Dai, andiamo a vedere la sfilata, dai. Donne. Eccola già, la vedi? Sì. Zitto. Brava Giada! Oh, direi molto molto brava, anche un applauso perché questa è vera animazione in mezzo a gente, sì, non è davanti a 2 telecamere, 3. Enrico? Io solo una domanda tecnica sul secondo spezzone. Sì. L'attore protagonista, quello disteso, aveva un costume di scena o è così peloso? Così peloso? Egiziano lui. Egiziano? Quindi? Non mi viene in mente, non sono battuta, chiedi a Allora nel frattempo è finita Udine 2-0. Fatto le piramidi. È finita 2-0 Sì. Allora, tra l'altro va detto, i commenti si sprecano su Udinese-Atalanta, un Udinese che torna al 3° posto momentaneamente, un Udinese riviva rispetto a quella che si è vista nelle ultime 2 partite, ma soprattutto, signori miei, alla vigilia di Halloween abbiamo rivisto Dzeko in campo. Benissima, battuta splendida questa. Gemma? Questo non me l'aspettavo. Volevo salutare un paio di ascoltatori, uno che ci chiede se lui dice ho indovinato, fatemi sapere se ho vinto, grazie, un abbraccio a tutti e lo sapranno in settimana, credo. Sì, esatto, ecco. Sì. E poi c'è un messaggio che dice così: ciao ai miei zii di Ronchis da parte di Giovanni di San Vito al Tagliamento. Chi salutiamo di gli zii di Giovanni. Ma chi so? Auguri a chi? Dice ciao ai miei zii di Ronchis da parte di Giovanni di San Vito. Voleva un saluto televisivo. Giovanni di San Vito. Pensavo che ci fosse qualcuno in studio di Ronchis. No, non credo, no. Beh, salutiamo gli amici gli zii. Gli zii di Giovanni. Di Giovanni, che non sono io ovviamente, visto che quello è il mio telefono, e salutiamo gli zii
di Giovanni Di Ronchis. Senti, allora possiamo fare anche un trenino di auguri alla mia amica Silvia. Assolutamente. Che 50 anni. Allora, sì, aspetta, partiamo con gli auguri. Perizzari, via. Un trenino di auguri alla mia amica Silvia che oggi fa 50 anni. Bene. Poi Lorenzo. A Ginger, Sì. da parte di tutti, che oggi compie 102 12. anni. 102 sono, oggi sì, dai, oggi lunga sì, vita. auguri Ginger. Lunga vita, prego. Ecco, io voglio soltanto dire ai cinquantenni della vittoria del campionato primavera udinese, Sì. il primo titolo italiano sul petto della... quest'anno sono 50 anni. Che l'Udinese ha vinto il primo titolo. Quindi auguri a chi giocava. Tutti quelli amici, i miei compagni di squadra, che giocavano. Bene, bello. Allora, prima di dare i giudizi, i voti in questo caso alla nostra Giada, ricapitoliamo tutti i finali, partendo dalla Serie D ovviamente: Belluno Giorgione 0-0, Fontana Fredda Dro 3-1, Mezzocorona Clodiense 1-0, Montebelluna Alto Vicentino 2-4, Stamai Cilese 2-1, Triestina La Fernandora 0-1, Union Arzignano Bianco Scudati Padova 0-1, Union Pros Cras Repen 0-1 e Mori Santo Stefano Legnago 0-1. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, Ciarlis Muzzane Tolmezzo 2-0, Oltre San Vitese 1-1, Torre Lumignaco 1-1, Vesna Chions 2-0, Zaule Rabuiese Cordenons 1-0, quindi si ferma la marcia del Cordenons che aveva fatto tanto scalpore nelle prime 7 giornate del campionato di eccellenze. Allora è il momento di dare i voti dal 5 al 10 a Giada. Enrico Pellizzari, rompi il ghiaccio. No, io faccio così, rompi il ghiaccio. Beh, 8, dai, 8. Luigi, secondo te da 5 a 10? Ma io direi che oltre alla bellezza ci vuole anche, e so che è universitaria, cervello. Senz'altro l'augurio è che faccia carriera sotto questi due aspetti. Grazie. Il voto? Il voto 8, dai. 8. Io do solo il numero. 10. Benissimo, bravo. Lorenza? 8,5. 8,5, Mezzo Massimo? per lo Chardonnay. 8. Ha giocato Chardonnay, Sì. guarda che solo per quello è un punto in più. Mattia? 10. Bravissimo. punto, 10. Lorenza? 9. Io confermo 10 da esperto. Francesco? 10. No, ma Francesco avevamo saltato prima un giudizio anche tu su, perché avevamo saltato il giudizio perché non so cosa era successo. No, avendo visto foto, il video e tutto quanto, secondo me ha buone possibilità di avere successo. Ecco, tutti molto carini con te. Sì, quest'oggi. è vero. Sinceri più che carini. Sinceri. Allora, adesso un attimo, facciamo un primo piano a Bottosso perché sono le sue ammiratrici da casa che lo vogliono assolutamente. Giovanni, da ieri sera ho detto il mio migliore amico, ma Oggi mi sto un po'. tremendissimo. Non vedo più la dai. boccia che ti avevo regalato con qui, tutto il qui. mio amore. Finita. Ecco, L'ho perfetto. nascosta perché volevo portarla a casa. No, ma... la porti a casa infatti, Ah, ok, bene, assolutamente. Perché no? Tutti a casa con Botosso. Tutti a casa, tanto voi siete in macchina con lui, affari vostri. Tanto io so cosa fa. Tutti quanti. Lui si mette dietro la mia macchina, fermano me, non fermano lui. No? Come al solito. È quello che faccio io al contrario la sera, no? Senti una cosa, visto che hai tante ammiratrici, no? Dai un po' i canoni estetici per la tua donna ideale. Tipo, non so, tipo la Bevi Giada. un po' prima. La mia donna ideale è... forse è un po' difficile trovarla perché penso di essere difficile io a questo punto. Sì. Comunque niente, se ci sarà arriverà. Se ci sei, manda un messaggio. Pellizzari è un filosofo, WhatsApp. E basta. No, una domanda facciamogliela, no? Visto che ci sono due esperti di donne, no? Dicono qui. Vabbè, Allora, a parte i canoni estetici, cioè che cosa vuole un uomo da una donna? Beh, Non si può, fermo, a parte quello che è scontato, ecco, a parte quello. Adesso voglio vedere cosa rispondono. Parto io. Allora, per Christian bisogna sempre partire da un presupposto, la fascia oraria. Esatto. Ecco. Esatto, perché le ragazze, come ripeto, Perché la risposta che dai adesso non è dopo la le stessa. 18 sono bellissime. Alla mattina quando si svegliano purtroppo è meglio conoscerle dal vivo. E tu stai facendo un sacco di prove per la mattina. Giustamente. Gli alberghi sono tutti miei. Anche perché poi con la tua azienda vai a metterli a posto, no? Beh, sì, Tu non hai sì. problemi. Ricordiamo che è una famosa azienda di cappotti, non quei cappotti, no? Cappotti, No, proprio cappotti. isolanti, ristrutturazione, eccetera, eccetera, esterni Botosso. Allora, stiamo quasi in chiusura. Gemma, hai qualcosa da dire dall'altra parte del muro, là?
Aspettavo la risposta dai due esperti, ma qua mi sembra che Ma chi è il secondo esperto? Non l'ho capito io. Beh, uno è l'avvocato, Tirelli. Ah, scusami, no, perché non si era capito, avvocato. Io non sono un esperto di... Ma non so, ti ha Sono detto, assolutamente allora, il tuo tipo ideale di donna, dai, visto che... No, io ho chiesto Così. cosa vuole un uomo da una donna. Cosa sia vuoi da una Christian che donna, l'avvocato, Mattia? che sono gli esperti, loro non rispondono. Mattia. Quello che vuole una donna da un uomo, farsi trattare male. Ah, ecco, perfetto. Perfetto, benissimo. Ecco, allora, Noi abbiamo i finali della Serie A. allora, via con i finali della Serie A. Allora, Udinese batte Atalanta 2-0, Juventus batte Palermo 2-0, importante per la nostra schedina, dunque Juventus-Palermo 1, Udinese-Atalanta 1, fuori schedina a Verona, Genoa batte Chievo 2-1. Ovviamente probabilmente tanti avranno azzeccato 1-1, i segni 2-1, vince il primo in ordine di temporale che è arrivato appunto ai numeri che vedete in sovraimpressione. Potranno andare a prendere queste buonissime 6 bottiglie di vino Pascià, scusatemi, non è vino Pascià, vino a etichetta Pascià, 3 di Chardonnay e 3 di Montepulciano d'Abruzzo. Io direi di fare un giro di saluti perché tra qualche minuto ci segano la linea. E allora, Alberto, cosa vuoi dirci? Cosa vuoi salutare, a parte i cinquantenni, nel senso i 50 anni dello scudetto della primavera? Mi sembra di aver già detto le cose più essenziali della Giada e di tutti quanti. Siamo stati in compagnia, abbiamo bevuto un po' di Coca-Cola, speriamo adesso di rifarci un po' con qualche bottiglietta di vino. Ecco. Saluto tutti i tre. Sempre il ventillino, Un saluto a tutti i telespettatori e speriamo di rivederci presto. Assolutamente. Luigi, a te la parola. Ma parlando dell'Udinese vorrei dire che è stata una partita facile per l'Udinese oggi contro l'Atalanta. Non per nulla la classifica dell'Atalanta rispecchia quello che è la squadra, però l'Udinese ha sempre quei difetti, sbaglia in passaggi una percentuale molto alta, ma molto alta, lì deve migliorarsi, ha dei giocatori veloci ma non sfruttano a sufficienza il possesso palla, lì ha un po' da lavorare parecchio ancora l'allenatore. Ricordiamo che siamo solo all'8ª giornata e a Udine più che tanti giocatori nuovi è arrivato proprio tutto lo staff tecnico. Sicuramente. Nuovo, e quindi è stata una bella rivoluzione. Pellizzari No, io ho una domanda tecnica una volta tanto, ma serio questa volta. Allora, tutti questi passaggi sbagliati sono frutto di una mancanza di capacità dell'autore del passaggio, esatto, mettere nel punto giusto, oppure è un errore di schema? Esatto, è l'errore del giocatore. È l'errore del giocatore, quindi non è un errore di schema dove il giocatore che dovrebbe ricevere il passaggio non si trova. Perché se vediamo la essere. Partita del Bayern, quindi è proprio un errore tecnico. La partita del Bayern ha sbagliato il 10% di passaggi, il 90% sono andati in porto, il Bayern. Ciò vuol dire che tecnicamente hanno dei buoni piedi. Stiamo parlando del Bayern. Sì, non stiamo neanche poter paragonare Bayern. Guarda, stiamo parlando del Bayern contro la Roma, qui si parla Udinese contro l'Atalanta. Facciamo pure... Beh, ma non siamo a quei livelli di differenza così grossi. Va bene, ma però i giocatori di Serie A, ad esempio, sono certi giocatori che giocano con un piede solo. Sì, in Serie A non si può giocare un piede solo. Qualcuno era tipo Corso, un altro... Maradona, Riva, ad esempio, ma anche gli altri solo col devono giocare con tutti e due i piedi. Sì, ma faceva anche gol di testa. Enrico, noi ci vediamo martedì sera naturalmente al Gallone con Paolo Migone. Paolo Migone, cabarettista di Zelig, nonché amico personale, vabbè, insomma, questo è ininfluente, è un dettaglio. Poi la programmazione è venerdì musica dal vivo con? Venerdì musica dal vivo è Halloween, quindi? Abbiamo i 3 lives, sì. Sabato c'è Simone Ravenda che lo abbiamo rimandato da questo sabato, così, e domenica rimandiamo anche i Med Scramble. Perfetto, quindi ricordiamo al Gallone poco dopo fuori Udine, in realtà a Tavagnaco, andando fuori. Tavagnaco, e lunedì invece ci vediamo a Sabaranda. A Sabaranda, 3 novembre. Lorenza, un saluto. Saluto te. Altri ospiti. Tanto noi non ci vediamo mai. Ci vediamo mai e auguri a Ginger. Auguri a Ginger, sì. Massimo, la prossima volta che tornerai ci parlerai di una nuova cosa che stai per fare. Stai per mettere online, perché anche tu oramai ti adegui nonostante il cappello grigio. Ti adegui alla modernità. Il cappello grigio, però il taglio è... il taglio è giovane. È un ganzo al massimo. Non per niente si chiama Più Bello di cognome. Avremo occasione di parlare di questa nuova iniziativa del gruppo Più Bello, che è fondamentalmente una nuova e-commerce, e ti ringrazio già per aver anticipato questa cosa, perché ormai ritengo che la vendita diretta sia destinata un po' a morire, quindi ecco che ci stiamo buttando e stiamo lavorando forte per creare questa nuova e-commerce per il mondo dello sport e non solo.
saluti li devo fare per forza a coach Kay di Trieste, che è quello che ha mandato il messaggio prima, chiedendo ecco. chi era il miglior allenatore della Wisp, che logicamente è lui. Ovvio. Poi devo, sempre rimanendo nel mio mondo Wisp, devo ringraziare sicuramente elevare il lavoro di Giangi Bulfoni, che è il nostro uomo delle pubbliche relazioni, è quello che informa voi giornalisti e voi trasmissioni di quello che noi facciamo nella pallacanestro. E in ultimo, da organizzatore anche di eventi, ci sono qua due imprenditori come Lorenza e come Enrico che si stanno buttando su delle iniziative nuove per il loro pubblico, per i loro clienti, e quindi sicuramente vedo che vanno molto anche nel mondo dello spettacolo, e quindi un classico merda che possa solo che portargli appunto merda. Assolutamente. Che detto in questo caso è come una foto di nudo artistico. Assolutamente. Si può fare. Che sta benissimo con la figa di prima, giusto per rimanere nell'ambito della nostra grande cultura che abbiamo dimostrato anche stasera. Un vero piacere. Mattia, sai che domani sono in studio da... No, non da te, da Mazzarella io. Beh, no? insieme allora. Sì, dopo questa trasmissione. Poi passa da me in stanza da me. Mattia. Che ci regoliamo. Sì. No, vi ringrazio, ci vediamo alla prossima. Assolutamente. No? Volentieri vengo a chiacchierare, passo a chiacchierare un po' di calcio. Sì, sai che sei sempre molto ben accetto qua, e come vedi hai tante fan che ti seguono anche in televisione. Sì, ma sono pagate. Sono pagate. Bene. Sono a libro paga. Lorenza, noi ci vediamo più tardi, cioè ci vediamo sempre, ma saluta la gente a casa per cortesia. Che... Ciao mamma. Ecco, ciao Lucia. Sì. Ciao Ginger. Voglio salutare Riccardo anche della parafarmacia, che abbiamo scoperto essere una conoscenza in comune. Sì. Basta, tutti insomma. E quindi no, gli appuntamenti della settimana sono venerdì musica dal vivo, no, martedì karaoke. Martedì karaoke importantissimo. Che verrà anche Enrico, ovviamente. Martedì non andrà a vedere il suo amico Paolo Migone al Gallone, ma andrà al Barocco a cantare karaoke, assolutamente. Che è la mia passione. Che è la sua passione, ricordiamolo. Poi mercoledì, che c'è la prima serata del torneo di FIFA, FIFA 15. Venerdì musica dal vivo, quindi festa di Halloween, e sabato di nuovo karaoke. Vedi, 2 su 2. Sì. E poi l'appuntamento è con un aperitivo tutte le sere. A partire dalle 17 e via avanti troverete me, Azienda Agricola, Cristian Bottoso, Frenz, tutti quanti. No, volevo dire, l'appuntamento comunque è sempre per il 3 novembre, per questa nuova iniziativa Sabaranda, molto divertente, soprattutto il presentatore eccezionale che non svegliamo in anteprima, ovviamente. È un segreto. Bottoso saluta tutte le tue ammiratrici. Io saluto soprattutto le ragazze che conosco, anche quelle che non conosco, che magari conoscerò. Magari stasera, tipo. Un po' di aperitivo. E gli amici che mi conoscono e quelli che ci hanno visti oggi sì. e anche chi non ci ha visto, perché non escludo nessuno. Ecco. Un saluto particolare a Ginger, che è il nostro amico del bar. Che palle. E Giovanni, che da ieri confermo in televisione che è diventato il mio migliore amico. Che culo. E poi basta, niente. Buona fortuna a tutti per il lavoro e per il futuro. Ecco, è importante. Manca una cosa, dovresti dire anche complimenti per la trasmissione. È vero. Francesco. Mi aggrego ai saluti a Ginger. E gli auguri soprattutto. Però salutiamo anche Mauro, perché sennò poi si se no arrabbia. Sì, ricordiamo una cosa. Prego, veloce. Che l'amicizia è importante. Assolutamente, mancava per chiudere quella trasmissione. Io ringrazio già da così, prego. Se posso aggiungere. Veloce perché ci tagliano dopo il verone. Venezia è bella, ma non ci vivrei mai. E poi? Vedi due. Veloce. Il nuoto è uno sport completo. Il nuoto è uno sport completo. Allora io ringrazio già da così, grazie di essere venuta, di esserti prestata a questa trasmissione così culturale e soprattutto che accultura chi ci guarda. Io vi do grazie a Omar Costantini ovviamente, grazie a Maurizio, grazie a Gemma e grazie ad Enrico.